ciao Davide, ciao Terence, ciao e di ciao Davide. Aspetta un attimo, operazioni. Eccoli qua, eccoli qua. E anche di notte, anche di notte. Ciao raga. Andiamo sul tablet. La feed. La feed, la feed, la feed. La feed, la feed, la feed. Ciao Alexandro, ciao Alamos, ciao Terence. Eccoli qua, il gruppo. Ciao Hanza Melali. Ecco Agi. Agi, hai visto il tuo il titolo è per te? Ciao, Gale Alto di Norvegia. Ciao, ecco Michelotto. Un attimo solo, raga, operazioni preliminari. Perché senza le operazioni preliminari non sono il cume. Ah, Dio mio. Ciao, ma stai zitto. Ciao Luca Biasoli, ragazzi, c'è gente che ha questo. Il cume è questo, il cume è questo. Il canale non è mai morto con voi, raga, anche se gli iscritti rimangono, sono tali da praticamente 15 mesi. Non capisco sta roba, forse il canale il nostro canale, perché è nostro ormai, è nella lista nera, probabilmente per troppi vaneggi. Comunque oggi il fan che mi ha, cioè il fan, sì, scusate, il ragazzo che mi ha fermato, veramente, mia amorosa mi ha preso in giro che ero viola proprio. Viola, viola, viola. Ok. Ci siamo ragazzi, adesso arrivo. Mm. Ciao Gianni Palmieri, Francesco Orlandi, Michele Agostinelli. Cioè, sono sbiancato, cazzo, grande. Vediamo se, se si collega, magari mi dà un saluto. Lo zoccolo no, duro, durissimo come il nostro pacco. Ok, sono qua ragazzi, scusate che sono un attimo più lento perché sono un po' più rincoglionito, sono appena tornato a casa con la fanciulla. Ok, eccoci qua. Allora, trattative, però purtroppo ancora non abbiamo le... Ma ha salvato o no? No. Ma come avevo salvato io? Oh. Beh, rifacciamo. Ciao Alberto Bet Drums, ciao Riccardo Bellini, ciao Raffaele, ciao Fox Ciccio Jack Ray, ciao X Booster, Madonna, ma 26 siamo con gente che cioè, magari anche nuova, non lo so. Ragazzi, chi non è iscritto si deve iscrivere al canale del Cume perché è un canale ricco di passione, dove c'è un Poleiman Guy molto simpatico e un Gheorghe Agi. Però Gheorghe Agi non mi scrive niente che gli ho dedicato il titolo, cioè. Gheorghino, forse non ti ho letto, scusami. Ce lo godiamo. Sì, ma però buon Terez, anche Mito deve registrare di sera, cioè non capisco Mito cosa combina dopo una certa ora, cioè è una figura un po' bizzarra. E domani anche la gara, cazzo, non mi sono neanche allenato, farò cagare. Ok, vai. Ciao Berardo. Vai a scrivere Alexandro, riscrivimi, scusa. Ciao Patrick Meneghetto. Ah, ok, vabbè, immagino, purtroppo è così, Buster. Riscrivimi pure, Alexandro. Riscrivi, dai. Maraperi, ragazzi, il buon Peri, il buon Peri. Me lo godo, il buon Peri. Darkstar. Gigi Palla, Gigi Palla, Gigi Palla, Gigi Palla. Chi manca? No, nessuno. Ok, grazie Alessandro. Ciao Lorenzo. Poi le mangai. Ok. Vabbè, speriamo di avere il contratto di tutti. Avanzamento. Prossima partita.
Api purtroppo non... Ma arriva Api dopo. No, ragazzi. Guardate Michelotto, ragazzi. Un uomo, una garanzia. Maurizio Michelotto. È uguale, cazzo. Ma arriva Api. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Anche il Bode, speriamo. Perché comunque il Bode dovrebbe tornare la sera. Speriamo, dai, del porco. Il porco lodro. Gli ho mandato un messaggio, allora. Michelotto ancora panchina che si informa perché deve convincermi bene. Oh, Alexandro è fuori forma. Allora lo piazziamo qua. Boh, Michelotto. Per forza. No, però a sto punto si può fare così? No, cazzo. Merda, allora come faccio? Beh, tanto è Mangai. Aspetta. Scusate ragazzi, non sto capendo niente. È sera anche per me. Allora. Aspetto che arriva tardi. Vabbè, speriamo. Allora. Rimettiamo titolare. Mangai. Poi mettiamo così. E Gervasi al posto di Pirchio che purtroppo non si collega. Ok, perfetto. Abbiamo adesso abbiamo titolari, poi la cambiamo dopo, se no è una palla sempre dover cambiare i giocatori in partita. Ok. Allora, vediamo un po'. Abbiamo Alexandro che purtroppo non è in forma, però viene da un gol. Vabbè, diamogli fiducia, dai. Fanculo che era fuori forma. Cazzo è qua con noi, non possiamo non farlo giocare. Ma Alamos... sì, l'ho preso il DLC comunque. Ma scusa, c'è Alamos? Perché mi ha scritto che c'era, ma non lo vedo però in chat. Allora, o se no, dai, metto Terenzino, dai. Che magari non ho sempre paura che si possa rompere Alexandro. È un po' fragile perché è troppo bello. Un grande... beh, ma Alexandro comunque se la gioca col body, insomma, cioè, abbiamo visto, Alexandro ha buon gusto. E me lo godo. Alamos ok, c'è, perfetto. Buono. Ok, no, Michelotto deve un po' riguadagnarselo il posto, eh. Darkstar invece l'ha preso. Darkstar non so però se c'è in chat. Darkstar però ha preso il posto. Complimenti al buon Darkstar. Gervasi un po' fuori forma. Siamo appena arrivati. Oh, Daniel Andrew, grande. Siamo appena arrivato. Appena cominciato. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Grande Alexandro. I giocatori dovrebbero fare la ma non c'è gioco. Alamos. Oggi si affrontano Cesena e Venezia. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchettani. Ciao Fabio, godiamoci. Ragazzi, voglio vincere il trofeo di Serie B e andare in A da protagonisti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Vediamo di sera com'è. Prova la giocata nello spazio. Occhio ragazzi. Prova il filtrante. Prova la conclusione. Ma no, madonna, grandissimo mito Terence. Oh, è arrivato il Bode, raga. È arrivato il Bode, no. Alice Beck. Paul Mangai. Venezia si salta quando gioca fuori casa. Negli ultimi 5 turni in trasferta ha sempre vinto. Vuole la profondità. Attenzione, Severini. Mamma mia, grande mito. Dopo salvataggio si vede che è arrivato il Bode. Stiamo da soffrendo. Un'autentica parata d'istinto questa. Vai Fioi. Vai Rocco, Barocco. C'è Barocco, Bode, ma non temere che entri. Perché c'è Barocco che è in forma. Passaggio in avanti. Ma il Bode purtroppo l'unico problema è l'attaccante più potente, però ancora un po' discontinuo. Cerca spazio. Occhio, può andare. Stiamo giocando malissimo però, eh. Vai Terence. Di sollievo sugli spazi. Zincaro, veneziano. Sono riusciti a Veneziano sente il Bode che è arrivato, quindi è un po' emozionato. Con E col fatto che non c'è Rocco mettiamo il Bode.
così L'arbitro lo richiama in si modo gusta la deciso. diretta con il body in Ancora campo. una scorrettezza gli mostrerà Fintus, il più non è proprio fuori cartellino. fuori forma. L'arbitro l'ha Terence. guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non Comunque sarà la squadra viene perdonato. prima di tutto, anche del Cume. Penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare. Ciao, Alamos. Rischia di beccarci un cartellino se continua Comunque a raga, dai, comportarsi supportiamo la squadra, che queste live a quest'ora La mette al sono centro. veramente incredibili. Problema di testa, non si può arrivare. Zincaro. Tenta la conclusione. Zincaro, mamma mia, il Zinca. Bel tiro. Sono andati Peccato. vicini al gol. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Il Bode si incazza. Il Bode, sei finalmente in chat, cazzo. Porca puttana, se ne frega che lavori, tu devi essere sempre con Ottima noi anche pressione la mentre sua. lavori. Palla recuperata. Vai il Comendone va, il Comendone va. Ah, sbaglia tutto il Cume, purtroppo. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Madonna Picella, qua come gioca Picella. Manca il presidente, ragazzi, manca lo sponsor del presidente. Reduce da una Boleiman, prestazione deludente che i tifosi della Rocco, stampa imputano soprattutto veneziano, alla tattica scelta sente l'amore del dall'allenatore. Boder. Sì, Ha bisogno del l'allenatore Boder, non si è secondo tempo lo tirato mettiamo indietro, subito. ci ha messo la Terence faccia. recupera bene. Nel post partita si è Però poi un assunto fallaccio, tutte le un fischiato. responsabilità. È innegabile che il risultato sia stato Ciao, Leg Time. condizionato anche e soprattutto dalle sue Craig Time, se scelte non sbaglio, è Gervasi, forse, no. Prova a verticalizzare. E se è Gervasi devo fare un discorsetto a Gervasi. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Vai Mette in Terence. mezzo il traversone. Vai! Mamma mia, Nessuno se se ne va raccoglie il Poleman di traversone. testa, veniva giù tutto. Palla che esce. Grazie Andrea Versa. Io voglio però quello che mi ha fermato oggi, madonna che imbarazzo, raga, mamma mia. Kupish. Pallone alto e lungo sul fascio. Dai, le fiori, dai. Porca miseria. Brutto errore. Si allunga e trova la palla. Vai il Poleman. traversone. Vai Venezianone, il Venezianone va, il Venezianone va. Palla al piede. la Tega il duro ma perde. efficace. Non stiamo giocando Ha bene. tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci Terence. riproverà ancora. Cacia. Dai Terence, E recuperamela, niente da fare. Ci mette il fisico e con Ecco questo il Gervasi, pallone. Gervasi, tu sei il Il difensore. Venezia al momento detiene il record Hai dei gol realizzati una nel tecnica torneo, può di contare base un attacco fortissima. formidabile. Fai delle uscite Provano da a fenomeno, ripartire però a da volte ti addormenti. Quindi in questo momento Darkstar è il titolare, però tu lo sai quanto ti stimo, quindi devi recuperarmi un po'. Perché la forma è sempre bassa adesso e passi a fare cose miracolose a errori banali. È davvero una bella Voglio serie il di mio passaggi Gervasi, voglio. Veneziano. Terence qua, Cerca la non è colpa profondità sua. sulla fascia. Vai Fiori, Poleman Guy. Lungo passaggio in avanti. Rocco. Cerca Il il Cume. tiro No, fuori di e niente. hanno sfiorato il gol. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Conè. Dai Fiori, dai. Siamo fatica oggi. Ho bisogno del vostro supporto a quest'ora. Cerca il Bravissimo. passaggio profondo. No, Il di testa. tuffo. Madonna, per poco arrivava il gol incredibile. Grande Alice Beck, gran passaggio. Ed ecco che arriva il fischio che decreta Ciao la Fabrizio fine del primo Banchini. tempo. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e Ciao, consapevolezza ragazzi. nei propri mezzi. Se entrano in campo Ragazzi, con il dovete piglio tifare, giusto, l'unico possono fare un modo. grande secondo tempo. Così potete Primo conoscere tempo solo 0-0, lo zoccolo duro dunque, comendiano, tutto che ancora c'è possibile. 28 persone alle mezzanotte e mezza. E l'arbitro fischia Aspetta, l'inizio della scusate, non seconda ero frazione di messaggio gioco. alla fanciulla che è arrivata a casa. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Ok. Ciao Gianni Palmieri. Però sento poco Alexandro, Poleman Guy e Michelotto. Dove siete, cazzo? Perché qua stiamo giocando non benissimo. Bella rete Adesso di entra anche il passaggio. Bode e vediamo cosa combina. Vediamo Paolino. Eccolo qua ragazzi, intanto mettiamo solo il Bode e poi vediamo di fare altri due cambi. Ottimo disimpegno, fondamentale. Scusate ragazzi, sto seguendo poco la chat perché siamo ancora 0-0. Poleman Guy, molto buono. Per Barocco. Veneziano Cascione. un po' lento, dopo la pokerata si è un po' esaltato forse.
Terence, dai Terence, con la tua stecca di 102 cm. Spacca tutto Prova a Terence. scavalcare il centrocampo con il passaggio. Qualità Cascione. collosa, molto collosa. Il Cesena sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, Scusate ragazzi, l'avevo letto poco. Anche a me. Già, Sono un attimo i loro distratto dalla avversari finora partita che non sono stiamo rimasti giocando. molto No, compatti. cazzo Credo che fa Ale? vogliano in qualche modo provare Grande ad mito, mamma mia, aprire terza il grande margine partita, della siamo in difesa, 40. facendoli allargare il Cristo. più possibile. A posto mangiando. Ciao Dark, mi dispiace. Ragazzi, c'è bisogno del... No, da solo. Mette la testa. Ancora mito. Ci Ancora... prova di nuovo. Dio E c'è povero. gol. Aveva già capito dove Kupic. sarebbe finito il pallone. Rete di La Kupic, difesa ha 1-0. sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Kupic apre il conto dei gol per questa stagione. Il Cesena si porta in vantaggio 1-0. Sono in svantaggio Incredibile per 1-0. gol. Credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. Non ho parole. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Palla in profondità sulla fascia. Vai Zincaro. Ottimo intervento di copertura. Conè. Bella serie di passaggi. Madonna, stiamo Buono il perdendo lancio però perfetto. raga, Può cercare il taglio in mezzo. Siamo un po' cioè non possiamo, dopo tutte le belle partite, porca, Prova bravo un Pintus, traversone però che della dopo tre quarti. sbaglia. Cascione schiaccia il piede sull'acceleratore. Grande Api che la perde, mamma Il pallone mia. che termina largo, non di molto. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Sì, pazzesco veramente. Vai Api. Pintus. Terence. Pole Mangai. Prova la giocata nello spazio. Dai veneziano, bisogna pareggiarla subito. È entrato il Bode comunque. Adesso entri. Ragazzi, già 71esimo siamo, Sarà Cristo comunque di Dio. rimessa in gioco con le mani. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Ciao Gianni Palmieri, grazie della presenza, Palme. Terence un po'... insomma, non ha fatto le cose che ci aspettiamo da uno che ha la bamba e tanto pene. E poi mettiamo il Cume stanchissimo, mettiamo Kino Bellic. Non si può, abbiamo battuto il Palermo, abbiamo fatto partite incredibili. Quando ricominciamo è sempre così, 41 comunque. Vai Pintus, Alexandro. Fallaccio su in tema, lo ammazzano ogni volta. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. No, ti vedo Michelotto, sono un po' incazzato perché perdere così. Poi il mio Bode non lo sento, non lo percepisco. Zincaro. No, Zincaro. Cerca la fondo, palla al piede. Ottima incursione. Grande Api, Apicella, il Ma è da leader solo. ormai, presidente leader. Prova a saltare il centrocampo. Palla larga in Va profondità. Alexandru. Scodelli Alexandru? cross. Madonna La Bodesis. difesa Perché non si Bodesis può non era cogliere giusto là? impreparata. Nessuno dei compagni Eyman. poteva arrivarci. Ah, Emans, leggero errore che però recuperiamo ma la riperdiamo. Allontana. Sono incollato. Il Bode, vai Poleman. Dai, voglio il gol del Bode con grandissimo Alexandru per il Bode! Non ci credo. E l'ho segnata, eccolo qua. Guardatelo. Semplicemente Una Paolo Bode. conclusione assolutamente Guardalo, è grande imparabile. assist di Alexandru che Bel sta tiro. svegliando, Ha avuto sì un pizzico di fortuna Grandissimo, con il rimbalzo 1-1. sul palo, ma se lo meritava. Mamma mia, guardate l'azione. Guardate Alexandru, numero d'alta scuola, il Bode si nasce così, da fermo, così si incazza e segna. Cioè, impressionante il Bode. È come i giocatori, cioè, mi vanto di sta cosa, Si li faccio riparte, come la realtà. di nuovo in Cioè, il parità. Bode è così. Questo È gol così. darà loro una grande Sul colpo si spinta. sveglia, E se da adesso fermo, provassero a missile, vincere la ciao. partita? Questo è Paolo, signori. E Alexandru, Manca grande molto alla assist. fine. Provano a spingere per trovare il gol della vittoria. La coppia ossa, sì.
Oh, il Bode quando entra però dà sempre fastidio, eh. Buono questo È che se fosse un po' più continuo durante la partita, ma deve crescere anche lui. Però che ci Noi siamo in 43, non ho parole. il fuorigioco c'è. E adesso andiamo a vincerla, possiamo ancora vincere. No, ste cagate però. No, Zincaro. No, allora ho fatto tutti i cambi, non posso più mettere nessuno. L'ha recuperata, va bene. Paul e Mangai, il bel Paul. Ecco. Paul, come statistiche, anche Alexandro si è superato. Dai Paul, cazzo, sei la stellina. Il Bode. Dobbiamo vincerla. E me la fa vincere Eyman, lo so. Bravo Eyman, bravissimo. Per Chino Bellic è stato difficile. Alexandro che è contro 2. Bravo Chino. Dai, il gol alla fine. Cazzo, male di Alex Beck. Peccato che non è in live, però Alex Beck è il... La butta in mezzo. Chino. Paolo Bode, bellissimo. No, ti prego. Ti prego, Chino. Ecco No. Non ci perché di sinistro, non ci credo. Mancano pochi secondi alla fine. Bloccato. Cascione. Però a me va, Cosa succede? Aspetta che guardo. Che palle. Forse perché a quest'ora mi dà buono, però io non ho nessun problema, anzi. Va proprio tutto perfetto, anche la connessione è al massimo storico, cazzo. Il tempo sta per scadere, devono darsi una mossa. Se ne va. Forse sono le prime partite, anche l'altra volta era successo. Ancora ci siamo mangiati, ragazzi. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Nessuno è riuscito a trovare la 1-1, ci salva il Bode, peccato però. Peccato Peccato che potevamo vincere da 2 punti persi. Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra. Vabbè, tanti va A bene, volte però anche a si tutte vede e forse un due. problema, Io credo che non lo oggi so. i giocatori in Non posso campo- neanche dire della zona perché io e Bode magari sì, però. In classifica siamo terzi a 4 punti, dai, siamo sempre là comunque, peccato però. Vediamo se arrivano i rinnovi. Zincaro migliore. Anche Alexandro, bene. Scadenza dell'offerta allenatore, ma non vado via, cioè non esiste. Ah, i voti, scusami, hai ragione, la prima partita la dimentico sempre. Vediamo. No, qua non c'è niente. Allora, Bode migliore in campo, Alexandro, coppia os c'è. La coppia os, la coppia os. Primo giorno di finestra del mercato. Sì, ho messo 8 minuti. Vabbè, il mercato non lo facciamo. Ma è in corso, dai, però, Fioi. Lo so, Michelotto, lo so. Speriamo di avere a posto il tutto. Tutti i giocatori. Darkstar offri. Aspetta. Ora devo... Porca puttana, oh. Il Cume accetta. Rocco accetta qualcuno? Ancora no, però. Ah, Zincaro non l'avevo fatto. Cazzo. Controlliamo. Ok. Dai, adesso torniamo a vincere, speriamo. Dai, ancora qualcuno non vuole accettare, però che palle.
Venezia-Cremonese, partita da vincere assolutamente. Dai Bode, ti voglio sempre attivo, voglio il mio piccolo Bode, il piccolo Bode. Beh, ma la pupetta può tutto, però la pupetta era leggendaria shit. Allora, il Bode chiaramente si merita, titolarissimo, chiaramente chi è qua merita di giocare sempre adesso. Zincaro è dopato, però è un po' stanco, quindi rimettiamo Michelotto. Mettiamo Alerec al posto di Pintus che deve riposarsi e ridiamo un po' di fiducia a Gervasi perché non possiamo dimenticarci di Gervasi, il resto va bene. Mettiamo Tarrant sicuramente nel secondo tempo. Sfondiamo la Cremonese, ragazzi, tutti insieme. Un solo grido si alzerà. Vai Paolo Bode, siete amici, siete forti, siete anche un po' rincoglioniti. Ale. Siamo stronzi, ale. Tu sei bello, io sono piccino, siamo tutti e due dei gran coglioni. Ecco, questa è la canzone mia del Bode. Vai, Alexandro. Questa partita segna il giro di boa della stagione. Siamo esattamente infatti a metà campionato. Siamo a metà campionato, Fio Jacques, poi Lehmann, subito Eyman. La mette dentro. Mamma mia il Bode se mi faceva sto gol che veniva giù anche a casa sua. È stato respinto. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Dai ragazzuoli. Bravo Alerec. È tornato Michelotto. Si allunga e trova la palla. Attenzione, Alexandro sta trovando la forma che volevo io. Bravo Eyman. Ha avuto una settimana ricca di impegni, Luca. Sì, io credo che l'allenatore debba assolutamente far riposare i giocatori più stanchi, altrimenti c'è il rischio solo Paul ancora non ha le statistiche nelle assist gol che voglio. Alisbeck. Il Bode. Madonna Paolino. Mamma mia Paolino. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ma sì ragazzi, i terzini possono fare naturalmente tutti i ruoli, fatto apposta. Vai Emangai. Mette in mezzo. Il Cume prova di testa. Mamma mia il Bode. Alexandro, sta pitturando Alexandro. Mamma come pittura. Oh, comincia. Pittura rumena. Bode? Madonna ancora il Bode. Mamma mia, arriva il Bode vero. Il Bode in una forma ipergalattica. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini stiamo giocando bene adesso, Si sono resi pericolosi già 2 volte nel primo tempo. Vogliono vincere. Zincaro sale tanto, però è un attimo stanco. Dai Michelotto. Devi riscattarti dopo il gol, ma 1000 errori nella stessa partita. Cerca spazio. Fallo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Sì, lo so, Lorenzo, dopo... Ah, ok, grazie. Alexandro. Alerec. Vai, Polemangai. Polemangai. Niente, Poleman fa solo deviazioni. Ma devo farti salire... No, ho sbagliato, scusate, stavo leggendo Alamos. Perché devo migliorarmi in tutti e due i ruoli, infatti. Questo è lo scopo. Michelotto, buona. Va Alexandro, come al solito, da solo, assist. Eyman di testa! Il Cume. Madonna, se entrava sto gol, penso che faceva una pipa in diretta. Mamma mia il Cume. Nessuna delle due squadre finora. Mamma di tacco il Cume, cosa sublime. Ci mette il fisico Alisbeck. e conquista il pallone. Emangai. Alisbeck. E sarà rimessa con le mani. Michelotto. Emangai. Alerec. Il Cume prova a dare al Bode. I gemelli del gol, quanto bene si vogliono. Due ragazzotti molto simpatici. Veneziani con il cazzo in forma di tricheco. Va il Cume per il Bode. Gol. Il Cume sa anche fare assist. E il Bode la segna. Mamma mia il Bode, micidiale oggi. Eccolo qua, solo per te Bode. Hawaii Bode. Hawaii Bode. Eccoli qua, belli come il sole. Il Cume e il Bode. Assist del Cume, gol del Bode. Gli ho messo le due esultanze, il Bode della hawaiana, ciao. Solo per il Bode. Sei contento Bode delle due esultanze? Una cattiva e una per il tuo Momoa. Stato bravo. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Madonna Alexandro come gioca adesso. Bode. Il Bode si esalta. Madonna il Bode. Quando il Bode è così sono dolori, stracontento. Il Bode mi sembra un bimbetto
Chi sta mangiando la cannuccia del succo di vanno frutta. sfruttate Dai, decisamente Fiori. meglio. Apertura ben calibrata. Come fa anche l'assist, Rocco Barocco, essere stato attento, perché Cross verso il non se ne dà un bel po'. centro Michelotto, ci prova. E ma c'è la porco. rete! Una grande reazione. Ora la partita si fa Vediamo di ancora chi è più l'errore. interessante. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Michelotto leggero, appi un po' di più. Sì. Ecco, grande Vole, sono contento, ma sta serie, ragazzi, questo è solo l'inizio di quello che voglio creare insieme a voi, ve lo dico già. Questo per me è proprio YouTube, mi sto divertendo, per me è proprio un rilassamento devastante. C'è il cross. Il Bode! Prova la Madonna, il conclusione Bode, aerea. no, non è il Bode, scusate. Questo è Alice Ottima Beck. l'azione. Conclusione però non all'altezza. Il Latina deve dimostrare maggiore attenzione. No, Michelotto, Da tu quella però posizione possono nascere hai inviato di azioni testa molto troppo pericolose. corto. Michelotto non è in forma, mi dispiace, ma sta sbagliando parecchio. Io sono sincero, lo amo Michelotto, ma Filippo Porcari. non mi dà più la sicurezza in difesa Palla di prima. giocata alta sulla Il fascia. gol è un po' gasato, secondo me. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Ciao Michael, Francone, Francone, me lo godo. A Picella. Cerca la profondità. Picella non è nella sua miglior serata, però non possiamo non vincere neanche questa Evan Guy. Niente, purtroppo l'unico Prova giocatore che è ancora sottotono è Evan Guy. La Mamma conclusione. mia, grazie Mito. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. No, ti Palloni in spiego, profondità Michelotto, sono non è che hai fatto un difficili errore da grave, leggere però per di questa testa difesa, l'hai ma non spazzata, possono concedere così non tanto agli lunghissima, e avversari. quindi a Picella si è ritrovata la palla in area. Tutto qua. Il problema, non capisco con un lancio perché in avanti. oggi hanno fatto un passo indietro finora. Alerec, C'è il retropassaggio. C'erano Gervasi, diversi compagni pronti là davanti. il cross Michelotto, però è stato Poleman, impreciso. bravo, Alexandro in grandissimo spolvero invece. Alerec, Veneziano, Cerca di sfruttare Veneziano lo vede spazio Alerec. sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Cross verso il centro. Il Bode, dell'area. ma il Bode di testa è Nessuno arriva forte, sul ma cross. non è il suo punto forte. Il punto Pallone forte del fuori, Bode è ci tiri sarà da la fermo, rimessa. tiri da fuori, tiri al volo potenza fisica. Canini cerca la profondità. Primo tempo davvero interessante. Queste due squadre si sono date molto. No, Michelotto, C'è un perfetto equilibrio. Entrambe perché le il colpo di squadre testa hanno può essere anche più realizzato forte o comunque ai lati. e quindi alla fine del primo tempo No, ma siamo è stato sul un errore 1-1. al 70% di Apicella, 30 tuo ha giocato però. meglio secondo me. Dovevi tirarla più Il punteggio esterna. non li sta premiando, ma se continuano a giocare come hanno fatto nel primo tempo hanno Alamos. ottime chance di vittoria. Vai Bode. Michelotto la perde malamente, non si recupera Gervasi, bravo Gerva. Soltanto rimessa laterale qui. Lo so ragazzi. Reduce da una prestazione deludente che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Dai raga, Io credo dai, che le dai, critiche da che vincere sono state assolutamente non rivolte c'è. all'allenatore siano fondamentalmente giuste. Vai Alexandro. Vai Alexandro. L'impostazione che ha dato Vai la difesa Alexandro. ha lasciato la squadra Bravissimo. scoperta per Vai buon Cume. tratto della partita. E l'arbitro Fallo, assegna che un cazzo. calcio di punizione interessante. Grande Bode. Ok, dopo ne parliamo a Se fine vuole partita. provarci da quella distanza, E deve qua però cercare di ragazzi, dare al pallone signori, una abbiamo traiettoria la gemma. imprevedibile. Vai Bode, 92 hai di posizioni. Bode, ringraziami cazzo. Vediamo se sarà lui a segnare il primo gol su punizione. Bode Acius. Colpisce in pieno la barriera. Mamma mia, se entrava questo, Buona mamma conclusione mia. potente Questo è il ma Bode, imprecisa. signori. Ha fatto Punizione, bene a peccato, provarci non da l'ho tirata quella benissimo. posizione. Meritava Però solo maggior un fortuna. missile da. Mamma, i tiri del Bode, me li E ricordo poteva da segnare sempre. anche stavolta. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette Grande, ai suoi 8 tiri a compagni 2, di la stiamo sfruttare gli pareggiando, spazi cioè, è che crea. vergognoso. Vai. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cross che non Gervasi. trova nessun compagno. Poleman Guy. Ecco quello che deve fare Guy. Veneziano, La difesa sta vede lavorando Alexandro, molto per no, limitare il gli passaggio non è certo il mio inserimenti forte, ma ci in arriva, non so Beh, come. forse è per questo che hanno diminuito l'intensità Alerec. del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si Michelotto. fanno superare, gli avversari sono Alice Beck. abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al No, non portiere. possiamo pareggiarla, Hanno ragione Fiori. a essere cauti. Michelottino no. Vuole la profondità.
Un tocco infelice salva la situazione. I tifosi rumoreggiano. No, Michelotto, non ce l'ho con te, ma ti voglio pungolare perché dopo l'Eurogol sei un po' calato. Peccato per lui perché questa era una Poleman potenziale Guy. Trova la occasione. giocata nello spazio. Bode, veneziano, Tocco morbido. che cambio gioco per Alexandro. Alexandro sta giocando da Sulla Dio fascia, adesso. è libero. Alexandro, Passa in mezzo. porco duez. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Gemiti effettua un traversone da 3 quarti. Fallo, calcio di punizione. Michelotto si è un po' gassato il Michel. Ci sta dopo un gol così, chiunque. Era uno dei migliori, adesso diciamo che non è calato, però è un po' meno incisivo, ecco, è lento da fare i passaggi. Ha preso il fallo però. Ragazzi, i passaggi non sono colpa mia, in base al giocatore quanto è forte, cioè io li miro bene, dipende dal giocatore. La butta dentro. Guarda la Madonna Eman Guy. Tiro davvero da dimenticare. Guarda, quando il giocatore lo fa bene o in forma, in questo momento chi non è in forma per passaggi sbagliati, guardate Alexandro, li sbagliava tutti, adesso li fa tutti giusti, fioi. Lo sapete che è così, ragazzi, se no questa serie non ci sarebbe, ce l'ho rifatta su FIFA. Adesso è un momento d'oro per Alexandro, veramente. Ai ai ai. Però sta Cremonese rompe i coglioni, stanno pressando, Conclusione. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Ecco il bod. Prova a crossare. Gervasi. No, Gerva. Grazie Mito. Vedi? Questi sono passaggi che non sbagliano mai. Mamma come sta giocando Qui è male stato adesso. bravissimo. Questa è una grande parata. Stanno giocando malissimo tutti adesso, No, che cazzo sta facendo? Allora, stanchissimi gli altri attaccanti. Il Bode lo tengo però. Allora mettiamo Zincaro e mettiamo il nostro Baobab Terence. Baobab Terence, mamma mia, sono cazzi con Terence in tutti i sensi. Questo non ha un pacco, è una roba gigante. Ciao Walter Vella. Adesso nelle prossime stagioni potrai creare altra gente. Se ti vedo tanto nelle live, sicuramente. Eccolo qua, il Baobab. Vai Baobab. Vai Terence. Vai Di Bamba. Vai Alamos. Ottima accelerazione sulla sinistra. Bravissimo. Terence la mette all'esterno. Paolo. Ci prova No. di testa. Ma doveva metterla dentro qui. Ha provato a ripetersi. È evidente che i compagni si affidano Sidoti, sempre di più a lui. Sidoti è un altro Questo comunque è il classico che l'ho uomo sempre visto, che squadra. l'ho visto sempre tantissimo. Siamo in tanti. Ci sarà spazio per tutti però, raga, questa è una promessa, lo sapete che le mantengo. Poleman Guy. Recupera, siamo al Passaggio sulla 77esimo. destra. Se ne va. Passaggio No. intercettato. No. Prova con il tocco basso. La Picella salva. Madonna, no ragazzi. Ma la squadra non c'è. Devo farmi un bel discorsetto a fine partita. Mamma mia. Mette la palla dentro. Mamma mia che disastro. No. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Eyman di testa addirittura la prende e crolla il calcio. 84esimo, ma non meritiamo per niente di vincere adesso. Vai Prova a Terence. scavalcare il centrocampo con il Bodesius. passaggio. Dai Bode, peccato. È stanco il Bode. Canini. Si incazza subito chiaramente. Prova la giocata. Madonna nello che spazio. giocata del Bode. Va Alexandro. La perlale. Non ci La credo, non l'ha difesa presa all'ultimo. riesce ad allontanare. Alerek. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare Questo è un pareggio veramente brutto, Fanno girare bene la palla, ma non trovano lo spunto per un assalto finale. A barocco. Partiti benissimo e disastro. Decide di Bravo sfruttare Eyman, la che giocata strepitosa di Eyman. Beh, direi Rocco che non ha un adesso buon il passaggio, recupero devo del recupero. crossarla. Vabbè. Ci Terence. mette il fisico e conquista il pallone. Sbagliamo troppi passaggi oggi. Eyman. Palla larga. in Madonna cosa ha profondità. fatto Eyman. Alexandro, un po' di fortuna. Ecco il tiro. Non ci credo, Ottima l'ho vista. parata del portiere. È stato splendido l'intervento Porca del troia. portiere. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca.
Dai Alexandro, all'ultimo respiro qualcuno. C'è il Terence! No! Palla che esce di poco e arriva il semplice Dio fischio dell'arbitro. Christiansen. Finisce in parità e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Sì, hai ragione, porca di quella stronza. Adesso ci allontaniamo. Sì, meno 6, meno male che la quarta pareggia. Adesso il Palermo, e l'abbiamo battuto il Palermo anche bene. Niente, Zincaro in questo momento deve stare titolare. Michelotto alla fine, dai. Ma alla fine l'Oresto, diciamo che più che in realtà non ha sbagliato nessuno. Michelotto ha tirato di testa come poteva. Scusate per i voti, ma sono incazzato. E Piccera se l'è trovata là, diciamo, un episodio sfortunato. Ma dai, siamo una squadra, quindi abbiamo sbagliato tutti. Vaffanculo al nano di merda. Ciao Simone Colombo. Simone Colombo, l'uomo del nuovo mondo. Cristoforo, Simone Colombo, siamo tutti con te. Ciao caro mio. Darkstar, accetta. Alamos, forse ha accettato tutti, ora vediamo. Sì. No. No, Fioi. No, non esiste che Terence, no, Anche Zincaro. Questi ancora no. Cazzo. Gli ultimi no, me li sono persi, scusate. Ok. Mancano loro, dai. Sì, l'accetto. Lo sapeva, il modo lo sapeva. Venezia Foggia, siamo 22esimo turno. Dal Bacotti Stadium. Oddio, si sono arenate, cazzo. Ai. Porca puttana. Che non posso migliorare il contratto, non so neanche quanti anni, Dio Cristo. E piano piano la gente accetta, però che cazzo. Prima di ritorno, ragazzi. È vero, sì. Scusate ragazzi, un po' di problemi di tosse. Darkstar super fuori forma, mamma mia. Come iniziamo l'anno, raga? Miei coglioni. Alamos morto. Come ne in forma? Mamma come siamo presi male. Diamo un turno di riposo alla Picella perché anche lui mi sembra stanco. Vai. Benvenuti a tutti i telespettatori che stai zitto, va in 2 minuti, va una vergogna. Fra poco inizierà la partita. Scusate un attimo. La partita di oggi è tra Venezia e Foggia. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Ok ragazzi, la mia fanciulla nanna. Adesso vinciamole tutte. Via la gara. Così, volevo partire con un tiro a centrocampo per dimostrare al mondo che Messi è solo un nano. Di me. Vai, Zincaro. Ecco, cominciamo alla grande. Oggi Pirchio gioca dopo tanto tempo. Madonna, cosa ha preso Mito? Cerca l'uomo là davanti. Come? Marcatissimo veneziano. Ho bisogno del buon Eyman, grande buon Eyman. Alexandro bravissimo, Fallaccio, non fischiato, incredibile. Alice Beck, anche Alice Beck dopo l'Euro gol al 90esimo un po' calato, Poteva essere un contropiede interessante questo. Bravo, vai Mito foi fenomeno, Ancora dentro. Vediamo Pirchio come si comporta dopo parecchie partite fuori.
Vai Alexandro, inventale. Vuole la profondità. Come? Cerca spazio. Il Cume dal Bode, sono invertiti i ruoli, il Cume fa gli assist, il Bode, madonna che potenza. Mamma mia ragazzi, fa paura quest'uomo, Peccato. La squadra incazzata, la sento, Pintus, come stiamo giocando? Il Bode di testa non ce la fa. Alice Beck. Heyman. Che giocate, raga, però sto giocando benissimo adesso. Però bisogna vincerla, basta giocare bene e pareggiarle. Palla recuperata. Tocco morbido. Il Foggia fa molta fatica. Ma no, tu non sei nano, tu sei un 7 nano, sei. Tu sei trombolo. Mette sulla sinistra. Vai Pintus. Passaggio in avanti. Pintus sempre. Vai, sono invertiti i ruoli. Dai Bode. Bravissimo, dai Bode. Ecco, quello che sai fare meglio. Cioè era troppo sbilanciato. Ma nessuno è riuscito ad arrivare. Prova a saltare il centrocampo. Buona l'azione sulla destra. Brutto. Fallo. Brutto fallo di Peri. Brutto fallo di Peri. Può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Sì, il Bode di fisico. Beh, il Bode è più prestante fisicamente, ma d'altronde c'è la controfigura umana di Jason Paul Momoa. Magari anche altro. Vediamo il nostro Pirchio, sono curioso. Heyman. Pirchio, no. Prova a tirare. E il portiere ancora dice super no. mito. Effettua un cross da Zincaro. Il Cume. Bellissimo per il Bode. Col pallone profondo. Mamma mia, anche il Bode, come stiamo giocando. Manca solo. Bravo ancora! Di testa il Cume! Madonna! Mamma mia, Alex Redder era buono, Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Mangai, il nostro numero 10. Palla in avanti verso il compagno. Il Cume. Alexandro. Bravo, fallaccio su Alexandro. Il Bode bellissimo per il Cume. Stiamo giocando da Dio, ma non riusciamo a segnare. Alamos su Emanuele. Era pericolosa. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato confidenziale. Grande passaggio. Mamma che triangolo. No, vabbè, però ragazzi, questi sono triangoli magici. Veneziano qualcuno? No. Ottimo disimpegno, fondamentale. Appoggia il pallone largo con eleganza. Io se volevo dire una cosa, che il Bode sa sicuramente. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. In questa serie non voglio sentire l'inno dell'Inghilterra. Tutto ma non quell'inno. E il Bode sa il perché. Punteggio di 0-0, ma partita tutt'altro che noiosa, devo dire. Entrambe le squadre si sono spesso proposte in avanti. Stiamo giocando da Dio, ma non troviamo la giocata nello spazio. Se ne va. Occasione da rete. Bravo Pirchio. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Ah, che ricordi, vecchio mio. Quello era il momento più spensierati della nostra vita, cazzo. Che probabilmente non torneranno più così. Se ne saranno, ma diversi. Sì. No, queste sono cose private. No! Mamma mia. No, spazzala meglio. Mamma mia, la spazzano così. Peri. Te le raccontiamo su Telecaz. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca la profondità. Questo sarà un altro angolo. Provano a dare continuità alla pressione. No, praticamente facciamo un campionato così con i nostri amici. Perché questa cosa l'abbiamo inventata io e il Bode, cioè 20 anni fa, quindi. E non siamo mai riusciti a vincere, mettiamo livello massimo. Arriviamo sempre terzi, quarti, un giorno eravamo primi, l'ultima giornata perdiamo con l'Inghilterra, arriviamo quarti, cioè. E l'Inghilterra vince il mondiale, il campionato. Ma lasciamo perdere. Bode porco in alto a sinistra. Vai Bode. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo. Bravo Bode. Ah, un po' lunga, peccato. Vai, un giorno ripostiamo, vecchio. L'ultimo passaggio. Un giorno ripostiamo. L'esecuzione un po' meno. Adesso però ragazzi dedichiamoci un attimo a questo, no l'inno inglese, perché madonna, non so chi ha fatto là. Cosa ho fatto? Cosa cazzo ho fatto? Chi ha fatto l'assist? È un genio, non ho visto chi, scusate. Mamma mia, calma. Io sto qui, voi dove cazzo state? Mamma che gol che ho fatto. E non poteva mancare un'occasione. Un tipico gol del Cume comunque, prima dell'ernia. Spero sia Heyman, prego che sia Heyman.
Adesso è appena Cazzo, un gol cosa ha all'altezza fatto della Eyman? classifica dei marcatori. Questi sono i Niente miei gol male, comunque, di davvero destro però. niente male. Questi sono i miei gol, Bode lo sa, ne ho fatto anche uno a calcetto così identico in scivolata, ripeto, prima dell'Ernia ormai si può solo giocare a bocce. Attenzione a bordo Però campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. questo sono i tipici gol del Cume. Di rapina così scivolando. Il Venezia segna il gol che sblocca la Grande gara. che poi l'assist è uno Sembra dei che più belli il assist tempo del finora, il più bel abbia gol fatto adesso è bene. di Alice Beck. Il più bel Prova a assist è giocarla sicuramente dentro questo dalla adesso, distanza. mamma mia. Grande Paul. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro lo ritiene in modo deciso. I bei tempi, Ancora Bode, una madonna, scorrettezza, anche dimostrerà quello ormai il non ho più, cartellino. solo il Bode, perché per Ecco carità non è che poco, Patino, però. il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. La difesa ha avuto un attimo di esitazione. Non sapevano se alzarsi o rimanere a protezione dell'area di rigore. Adesso bisogna per vincerla, però il invitarli Come al si tiro dalla blocca di distanza. nuovo. Sì, che poi insomma sono il capocannoniere della squadra. Adesso dopo un momento di appannamento quei 4 gol mi hanno gasato, cazzo. E non sono più di testa, adesso solo di C'è la palla piede. lunga in avanti. Ancora un ottimo intervento difensivo. Io lo sapete, come attaccante tecnicamente sono il più scarso nei passaggi e nella difesa. Non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate. Guarda cosa ha fatto il Cume di Concedono sinistra. la profondità. Sanno che gli Sì, il avversari Cume adesso sono si è un po' bravissimi drogato, negli inserimenti Adesso e il Cume nella fase preferiscono droga. affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha Se la dei mette, pro non so e chi, dei non so, contro, forse non è si può rivolto fare il fatto un che siamo discorso due assoluto. rottami ormai, Ma sia io che il considerando Bode, spero sia l'abilità di questa quella, squadra nel così mi gioco in consola un po'. profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Nessuno Vai dei Bode. compagni può Madonna che tacco arrivarci. del Bode. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica E ciò, importante grandissime della bocce. loro manovra. Sì, assolutamente. No, no, Cercano di ma allargare il gioco per Madonna del sfamare la Signore. difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. Ah, Hanno grazie ragione, Michelotto, perché per quanto grazie. tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Zincaro. Bella serie di passaggi. Vuole la profondità. Ma peccato. Occhio, niente, non siamo in forma comunque. Lo vedo proprio che la squadra solo 1-0 ha paura. Guarda che roba. E questo è un passaggio. Ma qua non sono errori quantomeno perché sono discutibile. scarsi, sono proprio errori di paura questi. Prova a passare Bravissimo la difesa, Bode, peccato. scavalcando Ma la Eyman pallone che assist profondo. che mi ha fatto Eyman, cazzo. Che bello però, ti voglio bene Eyman, grande assist. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Coprono bene, Per- alla fine Peri. riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Il Bode per Eyman, Eyman Ci scatenato. prova. Il Bello portiere Eyman, si bravo. oppone. Anche Eyman mi sta tornando. Adesso la Palla squadra allontanata senza Alexandro colpo. Eyman così. Siamo tranquilli, vinciamo anche il campionato. Sono un po' Arriva sfigati in anche l'ultimo cambio a loro attacco. disposizione. Ecco. Comincia a piovere, raga, così. Non ci Intervento credo. al limite. Mi è sembrato Piove dal buono. nulla. O piove anche prima, non mi sembra, cazzo, boh. O sto cappellando io. Cerca di mettere un pallone Siamo ancora in interessante 34, aria. ragazzi, E dopo, questa è la vera YouTube. Tra amici che cazzeggiamo. Ecco Eyman. il tiro. Il pallone Madonna finisce Eyman, oggi Eyman lontanissimo sembra dalla il porta. classico ragazzo Non che gli è si mancata masturba la caparbietà, ma con due nei difensori supermercati. addosso non Mamma mia poteva come fare molto gioca. di più. Sì, oggi veramente era Venezia, troppi pareggi, va bene, dai, l'obiettivo è la salvezza comunque, lo sappiamo. Fallo, Se siamo in playoff nessun dubbio. meglio. Peri, Alexandro, Emangai, Può provare. Dio, Vicinissimi Pontatus, al cosa ha gol fatto 2-0. Gai? Che delusione. Sfortunatissimo, Un altro gol veramente. avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È decisamente un gran talento. Ok, riesce facciamo a i cambietti. determinare da Allora solo entra il nostro l'esito di una Baobab. partita. Adesso però Alice Beck. Mettiamo un po' Terence titolare adesso. Alice Beck è un po' in calo. Anche se Terence sarà. Polema deve uscire. Ma cominciamo a essere stanchi, E mettiamo Gigi Palla, la più grande delusione finora. E Mencarelli per Alexandro. Vai. Mangai, Prova a distrutto metterla Gai. subito in aria. Bode.
Bella palla. Ecco gli assist formidabili del Bode della tre quarti, quanti bei ricordi anche questi. Peri. Occhio al traversone. Allontana. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Vabbè, fatto bene Pirchi, hai fatto benissimo. E qui forse meritava un giallo. No, sono contento che Pirchi ha giocato bene per giocare, anche se gioca poco, Pintus ma anche Pinsi, sì, ci saranno un po' di turnover, dobbiamo vincerla però. Con le unghie e con i denti, eccolo qua il Baobab. Grande passaggio del Baobab. Però il Cume, anche se ha un buon fisico, è marcato. Zincaro fa un po' il compitino, come Mencarelli per il momento. Fanno un po' il compitino loro. Opportunità di ripartire. Buttiamoli giù piuttosto. Gigi Palla, la più grande delusione. Eccolo qua, Palla non c'è. Giocata alta sulla fascia. E Gigi Palla non c'è. È libero. Si libera no, adesso. Non si può dire certo bravi. che questo fosse un cross da manuale, Bode. anzi tutt'altro. Eccoli. Che sfiga della deviata. Appoggia il pallone largo con dai, 1-0 pesante con sopra gol del Cume su super assist di Heyman. Vai Terence, botta negra di Terence, mamma mia. Penso che sia stato troppo bello. Per botta negra chiaramente non è razzismo, ma semplicemente che i neri tirano mine che noi bianchi purtroppo siamo handicappati rispetto all'ordine di quelle bombe. Questa è per la politica corretta del Cume, pagina 777 del televideo. 1-0, grande vittoria. Chiude qui la partita. Una bella vittoria, buono. Per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Dopo il primo tempo la partita sembrava avviata verso lo 0-0. Invece nella ripresa sono riusciti a cambiare ritmo. No, beh, Terence è bianco nella pelle ma nero nel cuore e anche nel pacco, ragazzi. Terence quando gioca a Formula 1 fa la curva col pene, no, con la macchina. Fa provincia il pene di Terence, cioè, nel senso, non è per dire, però il pene di Terence fa provincia. 7 Veneziano, 7 Heyman, Alisbeck 5,5, infatti da cambiare, Alexandro 6, Bode 6. Gervasi 5,5, Peri 5,5, anche Pintus che è stanco, si vede, infatti è calato Pintus. Sì, in caso c'è più fatica, siamo secondi a 6 punti dalla capolista. Si fa pesante il distacco accumulato dal Brescia Calcio. Allora, scusate un attimo, dopo questa cagata io voglio vedere un attimo le regole per sicurezza. Zincaro, ragazzi, sta diventando il drogato biblico. Venezia e Virtus Entella. Un solo Bode si alzerà, dammi un bacino, la. E allora qua come siamo messi? Porca puttana. Terence non vuole rinnovare. Traina non vuole rinnovare. Zincaro neanche. Porca puttana. Loro non vogliono rinnovare. Non c'è niente da fare. Ma gli ultimi 3. Porca puttana. Guarda che foto. Ciao Marco Maritti. Ai. Allora, valutiamo. Dopo andiamo a vedere un po' le classifiche cannoniere. Cazzo, il Cume è fuori forma. La mettiamo barocco adesso. Dopo i tanti gol del Cume, Alisbeck insomma fare un po' di turnover, ragazzi. Come Terence è un titolare. Zincaro è stanchetto però. Allora poi cambiamo Pintus con, mettiamo il piccolo Pardo, che un gol me lo ce lo deve fare Pardo. Anche il Bode è stanco però. Vabbè, teniamolo ancora per un po'. Daniel Andrew non può giocare di là. Teniamo solo Alexandro in difesa. Mettiamo Traina, che da un po' che non lo mettiamo. Squadra un po' rimaneggiata contro il Virtus Entella,
Sì, l'ho già vista, appena finisco il video ti Benvenuti a aggiungo. tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco. Grande Just Matti, vai Il Fio. Venezia, Il Venezia, Virtus vai. Entella. Vai Rocco, Possiamo fare deve presa, svegliarsi, non segna da Fardi, 30 anni. compagnia. Ci sarà anche Luca Marchegiani. E Un saluto Mangai. a te Fabio e a tutti i telespettatori. Alessandro, oggi è Spero Alessandro di che la faccia assistere a una bianca, ogni tanto partita capita. piena di gol e È un piccolo spettacolo. bug, qualche volta Alessandro. Bode, anche il Bode è bianco. Allarga sulla fascia. Boh, guardate il Bode, ogni tanto capitano Sono andati stivanesi. vicini al gol. Sono dei glitch grafici che con le patch arrivano, vai. Alexandro. Va di testa. Terence. Parecchi con la faccia bianca oggi, Si sono resi pericolosi già 2 volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa partita e si vede. Vuole la profondità. Attenzione il Bode. Bodesius. Mamma mia, missile terrare. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Si la cocca sia nello spogliatoio. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Attaccano con una grande determinazione, poi si perdono un po' negli Alexandro, ultimi metri. poesia in movimento Alexandro, ecco il soprannome. Passaggio Poi... avanti. Madonna! Pallone filtrato Cosa ha per fatto? la difesa. No, Intercetta il passaggio, pericolo. No, eccole qua. Ottimo Queste sono le disciplina, cagate che il spazzaria. Bode che fa anche su Proclame, ma porco di quella troia. Ma come cazzo fai da fermo a fare un tacco così? Cosa aveva fatto Alexandro? Cercano un modo per far breccia. Anche Terence con la maschera. Oggi un po' di bug in sta partita. Riceve un pallone Non interessante. ho parole. Alexandro sta giocando. spazio. Ripeto, Alexandro poesia in movimento. Adesso creerò come per legati soprannomi per tutti. Il Venezia Paul ha Heyman. prevalso l'ultima volta che queste due squadre si Devo sono un po' incontrate. pensare, I però tifosi poesia in oggi si movimento aspettano è un'altra sicuramente vittoria. Agi. Ti piace come soprannome Agi? Ottimo disimpegno, fondamentale. Sì, ma Pro Club è calato tantissimo. Prova il filtrante. Devo sapere se piace ad Agi il Spazio suo sulla fascia. soprannome. Prova con il tocco basso. Ecco, adesso penserò piano piano agli altri. Prova a saltare il centrocampo. Se ne va. Mette la palla dentro. Riceve il passaggio. Cerca il tiro da fuori. Mamma mia. Il pallone Dopo certi finisce soprannomi potrei anche lontanissimo riciclarli da La difesa ha avuto soprannomi un che attimo magari di davo esitazione. con Non le sapevano se pagelle alzarsi con i mori o di rimanere Venezia. a protezione dell'area di rigore per invitarli al tiro dalla distanza. Paul Heyman ha tutte le caratteristiche tecniche per essere musica e magia Heyman. Il Venezia ha vinto Dai, musica di e misura magia, Heyman. nell'ultima partita, una vittoria Dimmi se ti sofferta. piace. E quel che conta Rocco però sono i Barocco. 3 punti. Beh, Rocco Barocco lo stilista, cioè, assolutamente. Lancio lungo del portiere. Pallone Dimmi se ti piace, Paul. tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero Musica e pericolosa. magia Heyman. Tocco preciso. Palla giocata alta sulla fascia. Sto giocando non benissimo. No, che cagata! Grandissimo. Niente, non mi risponde Paul, se piace il soprannome. C'è la palla lunga in avanti. Ecco, vedi, Paul non prende sul serio il mio soprannome, la fa un culo Paul. Lo stilista. Spazio, occhio! Che tentativo! Barocco. Allontana il pallone. Molto ambizioso. No, io volevo, forse sì, anche troppo, io volevo, diciamoci Paul la non mi verità. risponde. Era Mi difficile spiace battere perché il ci tenevo portiere da quella tanto. distanza. Occhio al Paul, traversone. il Bode. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Oh Bode, se vuoi fare 2 ciaccole basta che Cerca mi chiami spazio. su Skype Cerca e le di facciamo, servire il se vuoi compagno entrare anche tu nella diretta. Trova il compagno in buona posizione. Occhio, E trova bene il compagno. mamma mia. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Certo, non sarà contento di aver Poi il sbagliato Bode dopo può essere stato stato messo davanti alla porta così. Cioè, a me il Un'occasione Bode d'oro. viene in mente anche cioè, perché so che è un giocatore che piace e che perché cioè, lo può ricordare per tante cose. Arma due letale squadre hanno Bode, avuto diverse cioè per me il occasioni Bode è da un'arma gol. letale Credo in tutti i che la prima sensi, rete non vecchio, cioè non è tarderà ad cattiveria, però tu sei arma Metterla letale e lo subito in sai aria. perché. Cioè, arma letale Bode, Effettua un cross dalla 3 quarti. fallo sul Bode, vediamo se al Bode piace un soprannome abbastanza scontato.
Ok, arma letale Bode. E poi c'è Terence. Beh, Terence. Alexandro ci prova. Porco di quella Se la stronza. sono cavata per un Poesia in soffio. movimento, Ale. Poi chi c'è? Ne sto già trovando, però il come per queste cose, cioè. Devo rendermi atto che solo il come può fare su Brivio YouTube queste la mette robe. sulla fascia. C'è il Pellegatti Prova un pallone a di YouTube. scavalcare. E il portiere la fa sua. Sto pensando. Però sto pensando troppo ai soprannomi e poco alla partita. Rifacciamo Prova a giocare nello spazio. in chat Cerca su di allargare Telegram il gioco, i nomi. il tentativo però non è dei migliori. Sì, ecco, finiamo con Terence, che ci tengo, Terence non è mio. Terence può essere un veterano giamaicano, Prova un però. traversone dalla tre quarti. Prova il filtrante. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Beh, Vuole no, l'opportunità. gol, Trova grande il bene. compagno. No, beh, contando anche la canzone. E il primo tempo Rum e finisce cocaina, Rum e Nessuno cocaina ha trovato il Terence. gol, si chiude 0-0 Rum al primo e tempo. cocaina Terence. Eccolo qua. Gli altri poi li facciamo dopo, adesso pensiamo solo alla partita. Partiti. E speriamo Adesso per che piacere questo pensiamo alla secondo tempo partita perché possa stiamo regalarci giocando non grandi male di emozioni. più. Vai, il Q me lo penserò, il mio ha me giocato meglio nel me lo complesso, penserò più fornendo una su prestazione Telegram. senza dubbio con voi. positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire Occhio. però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le Madonna, occasioni create. Madonna mito. Appoggia il pallone largo con eleganza. Vai, lo stilista. Ottimo intervento. Ha Peccato, visto il pericolo peccato ed è Rocco. riuscito ad anticipare l'avversario. Prova a verticalizzare. Il Bode proprio una cosa. Io non capisco perché il Bode fa le mezze rovesciate a centrocampo. Oh Neyman. Bode. Il Bode con la maschera fa le cose strane. La Virtus Entella deve ringraziare l'allenatore. Ti piace Terence, Rum e cocaina? La strategia scelta dal mister è stata sicuramente una delle chiavi della vittoria. Ha Zincaro. rischiato tanto mettendo in campo Musica e magia contemporaneamente molti attaccanti. Lo stilista Alla fine barocco. si è rivelata la scelta Ah, peccato. giusta. Se non fosse stato per lui probabilmente avrebbero perso. Ah, Cerca la la mossa. profondità. Sulla Vai, Rum e cocaina. cross allontanato, niente di fatto. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Occhio. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto No! vedere pronto con l'anticipo. No, Che Mito. autogol! Cosa ha Posso fatto crederci? Mito? L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Si mette la maschera. Dio Cristo. Come l'ha lisciata, Dio Cristo. No, però adesso mi gira di... Io rido per non piangere, però che tutta la mia squadra ride a sta roba, perdiamo una partita in casa così. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Vabbè. Rido per non piangere, degli però se avversari buttiamo sono via il riusciti ad secondo andare in posto gol. per sta roba. Ci Non mette ne il credo. fisico e conquista il pallone. Gioca una palla lunga. L'azione si stava facendo Ragazzi, per pericolosa, piacere, ha preso bene ho il bisogno tempo e di si è messo in voi. mezzo. Quando la squadra è unita vinciamo sempre. Se Prova la cazzeggiamo giocata no, nello spazio. dobbiamo essere sempre più uniti. Vai Alexandro. Subito il pareggio, Verso voglio il palo pareggio più subito. lontano. Riescono a Il mettere Bode non ha gol. più la maschera intanto. Queste situazioni in cui c'è aspetta, superiorità non numerica ridere, vanno come- sfruttate decisamente meglio. La squadra è crollata, la Questo squadra è fallo, non crollata. ha dubbi l'arbitro. Questa è pesantissima, qua ci giochiamo la promozione secondo me come botta morale. Il Bode è stanco. Vediamo Veneziano anche se non è in gran forma, però non è in forma nella freccetta, però è in forma nel gioco. Ragazzi, pazzia, Michelotto. No, non si può fare questa pazzia. Mettiamo
mettiamo Gigi Palla, le do un'altra chance. Però sono delusissimo, non possiamo fare sti errori. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Sono veramente deluso. Può provare, è un grande riflesso qui. Errore di Mito, una lisciata di Mito senza Qui è senso. stato bravissimo, questa è una grande parata. Mamma come sono incazzato. No, non è 20, non accetto sti errori C'è il gol. colpo di testa. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato Grazie la il porta. Vez. Qui il portiere tira davvero un sospiro di sollievo. Sa bene Molto che deluso, non ci raga, non so sarebbe come mai pensate voi sta partita, ma ci giochiamo tanto secondo me. Aspetto commenti da parte del mio team. Alamos, Palla larga in Alice Beck, profondità. dobbiamo crederci, raga, La tutti mette in insieme. mezzo. Non ci credo. Spazza il pallone. Fuori L'arbitro gioco. assegna un calcio di punizione interessante. Ciao il Logitech. Raga, vi prego, tutti insieme questi 20 minuti. Il portiere la calcia lontano. Bisogna minimo pareggiarla, ma Ottima tanto pressione minimo. la sua. Palla recuperata. Veneziano. Gol filtrante. L'ampiezza del gioco sembra Vai, essere Gigi. una caratteristica importante della loro manovra. Sì, Alexandro. assolutamente. Cercano di allargare il Vediamo. gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione. Mito perché ha fatto per di quanto tu sia tutto, un bravo, errore non è facile imperdonabile, passare cazzo. se ti ostini a voler sfondare al centro. Gigi Palla. Ancora Gigi. Bella rete di passaggio. Rocco. Palla allontanata. Non ci senza credo, cosa troppi stiamo complimenti. perdendo, raga. Alamos. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Da lì può concludere. Come? Cerca la rete. Vaffancuore, vaffancuore. E Il segno anche in senza se non sono in un forma. gol Silenzio, molto silenzio, importante. merde umane. Hanno trovato la parità. Mamma mia, classico gol del Cume di rapina, mamma mia. Una conclusione assolutamente Classico gol del imparabile. Cume di rapina, vediamo Credo che nessun l'assist. portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Barocco, mamma mia, il Cume l'ha messa proprio sempre di rapina, cioè il suo gol. D'altronde, è quello il mio ruolo, rapace d'aria. Mamma mia, bello, bello. Di sinistro anche. Solo così posso segnare di sinistro. Si riparte Dai, dai. di nuovo in parità. Questo gol darà Crediamoci, loro una grande Alexandro. spinta. E se adesso provassero a Grande anche vincere la Barocco, partita, buon assist. Barocco fa più assist adesso, Ottiene un buon calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Dai, dai, vi prego, raga, proviamoci. 81esimo, la ribaltiamo solo perché siamo noi, siamo il nostro il gruppo mi più bello del sembra mondo. che Nicolo abbiano deciso Pardo. di non forzare il pressing per Gigi non Palla. sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze Dai, Gigi, giuste, qualcosa in più la puntando fate in a sti minuti. intercettare la palla, Rocco Barocco. piuttosto che intervenire No, in tackle. Barocco, no, Proprio per non non fare correre il rischio vestiti, di farsi segna. superare con le giocate in profondità o addirittura nell'1 contro 1. Dai, Fioi. Il Cume ormai ha trovato il Bella giro. palla. Quando il Ad Cume allargare comincia a il gioco. segnare è così. Pallone intercettato. Io se non segno una o due partite Davvero vado in crisi. provvidenziale. Ma se comincia a segnare sono più tranquillo. Vai Cume, dai Cerca Alexandro, ti prego. Poesia in movimento Ale. Pallone basso. Grande Rocco! Ci prova il volo. No. Colpisce verso la No. porta. Tiro No. davvero da dimenticare. No. 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 Tocco morbido. E sarà Dio. rimessa con le mani. Ultima possibilità. Alice Beck. Gigi Palla, o Palla Gigi. Siamo in pieno recupero. Apicella, non proprio manca anche molto. Apicella in avanti. Il Cume. Cerca l'uomo Ad da Alexandro, io credo in te. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Prova il cross. Pallone al sicuro tra le braccia del portiere. Cerca di mettere un pallone interessante in Brutto aria. cross questo. Finisce 1-1. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio. Il Cume la salva, ma L'unico male. vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce Ciao in pari, Giancarlo. ovviamente. Sentiremo poi in settimana nelle interviste se i due tecnici. E adesso è dura. Il Palermo se ne va. Noi siamo terzi. Adesso il primo posto è duro.
Adesso è più dura. Oh, rinnovo. Solo Gervasi manca. Solo Gervasi. Manco male. Manco male. Ma la trattativa è sempre di un anno. Va di anno in anno, raga. Ah, cambia. No. Un anno comunque. Solo Gervasi, magari pian pianino. Siamo tutti. Vediamo, voglio vedere un attimo le regole perché voglio essere sicuro. Allora, regolamento. Allora. Beh, punti ottenuti nei scontri diretti, ok, quindi contano promozioni. Le prime 2 squadre in Serie B vengono promosse automaticamente. La terza squadra promossa verrà scelta con un girone playoff giocato da 2 a 6 squadre. C'è una differenza di 10 punti o più tra la terza e la quarta squadra classificata, ok. Vabbè, quindi almeno secondo dobbiamo arrivare. Ha ragione Eyman, calma. Non è ancora detto, non dobbiamo per forza arrivare primi. Vai. Però se facciamo più di 10 punti di distacco non andiamo neanche per playoff da terzi. Ciao Mirko Ausiello. Dai, chiudiamo anche Gervasi. Niente, Gervasi non vuole rinnovare. Ai. Guarda il body prima, che bello che il body, cazzo, però. Dai, Gerva. Venezia e Ternana, altra verità casalinga, ragazzi, bisogna vincere, bisogna fare un filotto di 4-5 vittorie. Dai, voglio tutti in forma. Dai, lasciamo spazio a Michelotto, deve un attimo riprendere, se no non gioca più. Pintus, Alamos. Pintus, diamo un altro turno di riposo. Alamos gioca. E il resto così. Ormai stiamo trovando comunque una squadra più titolare, dobbiamo essere sinceri. Caloroso benvenuto a tutti. Michelotto, devi giocare, cazzo. Vai. Vai, raga, che andiamo. Partita da vincere assolutamente, raga, tutti con me adesso. Tutti uno per uno. Tutti per uno. Uno per tutti per uno. Cazzo so di dire. Grazie Fabio. È Mamma un mia, sono daffio. questa partita insieme a te. E si chiediamo i 3 moschettieri. Uno per tutti, tutti per uno. No, uno per uno. Che fa uno. Mi piace come cosa. Occhio, raga, dai. Bel pallone. Mito, mamma mia. Protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. Sì, Michelotto, basta perché ti porti sfiga da solo. Noi amiamo le persone umili, ma non troppo. La troppa umiltà porta alla mediocrità. Chi ha fatto sto assist è un figo. Peccato, non ho visto chi. Si era venuto a creare vediamo. Interessante. Oddio, è sempre Emangai. Mamma mia, ragazzi, Alexandro ed Emangai sono letteralmente arrivati, finalmente. Sì, il Bode lascia perdere. C'è il lancio lungo. Palla lunga, mi piace che il Bode si diverte, però. Vai, Alamos. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Veneziano. Poi Emangai. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Ha la possibilità di andare. No, però adesso ho capito i miei vanigli ci stanno, però dedichiamoci a sta stronza di partita, grazie. Compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Troppa fretta di eseguire il cross in questo caso. Perché non possiamo mangiarci la Serie A. No. Prova a salire in aria. Ma grande mito. È intervenuto bene sul cross che arrivava da dietro, non ha trovato il sì, i vocali miei, vabbè, adesso vedi il Bode non è che cazzo di rinvio, non è concentrato. Dai, Fiori, dai. Brutto intervento fuori. Ciao Lorenzo Scatolini. Dottor Puccio,
non posso aggiungerli diciamo sulla stagione Ricevi perché in ottima non ci posizione. sono, però chi sta tanto nelle live nei prossimi Ecco che settimane parte barra mesi può entrare dopo Sulla nel palla interrompe progetto l'azione. per il prossimo, cioè quando sarà il prossimo PES. Qua appunto a fare un bel po' di stagioni il più velocemente possibile, così ci divertiamo e poi Prova a andare su scavalcare il PES centrocampo con 18. il passaggio. Cerca spazio. Vai Riceve il Kume, passaggio. vai Kume, è meglio passare Palla perché non sono larga in veloci profondità. purtroppo. Alice Può Beck, cercare il taglio in mezzo. bello Prova il cross, fa di cross però è il miglior crossatore, anche del body Ottimo disimpegno, incredibilmente. la spazza via. Michelotto, Prova il filtrante. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in no, profondità. fuori gioco, Lo peccato. spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Il portiere la calcia lontano. Ciao Bosco, raga, cosa ne Ottima pressione la pensate? sua. Perché ho bisogno Palla un po' di recuperata. consigli anche perché qua raga Cerca non cross in siamo proprio in mezzo. una forma iper strepitosa, siamo Troppa un po' in potenza 33. per questo passaggio che se ne va via. Cioè non possiamo permetterci di pareggiare tutte perché sennò veramente c'è anche la nebbia, per carità. La Piccella. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Lancio lungo del portiere. No, domando, ho bisogno dei vostri commenti, cioè non capisco che problemi ci sono perché non stiamo giocando male. Alexandro, peccato. Prova la giocata Bravo nello come per il spazio. Bode. Bella apertura. Dopo vediamo le Queste classifiche situazioni in canonieri cui e c'è assist. superiorità numerica Bravo vanno Peri. sfruttate decisamente meglio. Ma cosa Tiro fa debole, Eyman? nessun problema per Cioè il portiere. Eyman? C'era quasi, che ma tiro poi è? qualcosa è andato Vai. storto. Non ho capito questo, sinceramente. Sì, in casa facciamo molta fatica. Bella Sì, anticipo, c'è bisogno di pericolo Terence. sventato. No! Provare. Mamma mia. Per leggere la chat, scusate, è colpa mia qua, colpa mia. Prova il filtrante. Prova Con la ste giocata di cazzo. misura. Nei rinvii non posso dare la chat, raga. Vai Mito. Occasione per il contropiede. Alamos no. Vuole la profondità. Attenzione al tiro. Mito ci salva, ma è gol. Avanti. E c'è il gol. Stiamo calando in maniera vertiginosa. Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire Impietrito sono, ragazzi. Il portiere con il suo Mamma errore mia. ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo. Raga, adesso e devono stare entrare uniti con la più che testa in mai. Il partita. momento peggiore della stagione. Doveva arrivare, è arrivato adesso. Peri. 1-0 dunque. Si sono impegnati Veneziano. e hanno Allora. trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Ragazzi, è in assoluto il momento Buona peggiore. azione sulla destra, vediamo come evolve. Bravo Ale. Dai Continua ad Ale. avanzare verso l'area. Speravo La nel difesa gol. riesce ad allontanare. 1-0 raga, stiamo Sono andando finiti i malissimo. primi O ci diamo una 45 regolata minuti, o squadre negli rischiamo, io ve lo spogliatoi, dico. primo tempo intenso. E ci Come auguriamo gioca che il secondo facile. ci possa proporre Sto cercando di ancora giocare di più. come al Hanno solito, giocato raga. complessivamente bene, ma sono mancati Provo a in fase giocare ancora più dell'iniziativa. semplice, però la squadra mi è Sono sicuro calata che in una nel secondo maniera tempo faranno di disarmante, tutto per recuperare. Veneziano per Bode. Il Venezia adesso non deve farsi Beck, prendere dal madonna. nervosismo. Abbiamo e capito cedere che alla Alice Beck tentazione ha di nel gettarsi cross avanti in modo Rabone scomposto, normale, nel tiro al facendo volo la saltare sua tutti gli arma equilibri. migliore. C'è Bravo ancora Ale. tutto il secondo tempo davanti per ribaltare il risultato. Ok Gabriel. E il rinvio arriva direttamente a lui. Cerca la profondità. Alamos. L'azione si stava facendo pericolosa. ha preso Ragazzi, il bene mister è un po' tempo e si è messo in scoraggiato, mezzo. perché vedo la squadra che non risponde tanto. La mette sulla sinistra. Palla intercettata. Serve più ottimo il cuore, suo Michelotto. senso della posizione. Buono. Questo deve far Michelotto, Cerca bravo. spazio. Da Alexandro, cazzo. Traversone verso il Bel centro. cross. Respinta della difesa. Michelotto ancora ottimo. Eyman la perde. C'è la palla lunga in avanti. È Alamos. stato un brivido per la squadra. Gervasi, ma si è Fioi. fatto trovare pronto per Muoversi a l'anticipo. pareggiarla, prima neanche dobbiamo vincerla. La Ternana non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Io Alamos. credo che le critiche che sono state Eyman rivolte buono, all'allenatore Michelotto. siano fondamentalmente giuste.
Veneziano, buon L'impostazione fraseggio che ha qua. dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta per lunghi tratti della partita. Dai che ce la E fai, dai che ce la soprattutto fai, non è stato Peri. capace di cambiare la sua tattica in corsa. Cross in arrivo. Vai Bode. Va a colpire di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Il Venezia ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Pallone Dai Eyman, intercettato. basta scherzare. Intervento Ho davvero bisogno di vincerla questa, provvidenziale. di pareggiarla minima. Queste citazioni, io ne Si sbaglio riparte una. con un fallo laterale. Mi mi rompono le balle. Ma che ti levo, Eyman? Bode. No, ci tengo perché non possiamo buttare via una stagione per 2 o 3 partite di me, una grande Bode. Dai, Prova a Fioi. passare la difesa, Alexandro. scavalcandola col pallone profondo. Alexandro, Si e libera vaffanculo, grande. vaffanculo, grande asse di Alexandro. Rete Guarda come si importantissima. incazza Ale. Ecco il Dai. pareggio. Dai, Fioi, subito a Non si è prendere la lasciato palla. scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Perfetta Dai. abilità, dunque. Dai. Sono di nuovo in parità. Alexandro Sarà ormai interessante può vedere se candidarsi a miglior manterranno lo slancio assist che li ha man, portati al gol. che quello è il suo ruolo, non è tanto Cerca la segnare, lo profondità, sappiamo. sulla Bode, fascia. fallo. Fallo. Ma è Calcio bravo anche il Bode di comunque. Cos'è sta roba? Non ho scritto. No, dai, però, ecco, i cumulativi purtroppo è il difetto più grande. Eccolo Cioè, qui, di PES. è arrivato il momento del cambio. Ok, Michelotto. Bravo Paul, però Paul scherza troppo, io voglio un Paul più cattivo, perché è il numero 10 della Gioca una squadra. palla lunga. Dobbiamo sempre ricordarci che L'ampiezza dobbiamo del gioco assolutamente sembra raggiungere essere la una promozione in questo caratteristica primo anno. importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Occhio. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa Bravo, avversaria, Paul. disunirla e creare gli spazi in mezzo. No! E hanno Bravo ragione, Gervà, perché per madonna quanto che tu sia intervento. bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Penso pericolosi come il buon Michelotto ci insegna. Solo Ema le penne di testa, che cazzo di schema Tocca è, non lo verso il so. centro. Bravo Mito. Dai raga, bisogna vincere assolutamente. La difesa sta Alexandro. lavorando molto per Eyman. limitare gli inserimenti in velocità degli Veneziano. avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito. Madonna, bellissima l'asse l'intensità del rumena, veneziana. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si Bravo fanno Alexandro, sforare. bravissimo. Gli Vai avversari sono Paul. abilissimi a verticalizzare Vai, Paul. e arrivare subito niente davanti al fisico, portiere. purtroppo, Hanno lei- ragione a essere cauti. Troppo mingherlino. Per carità, trequartista può essere anche piccolo, però troppo piccolo. Se ne va. Bell'intervento. Grandi, dai, L'arbitro dice Fioi. che non è fallo. Vai Eyman, bravissimo Eyman. Veneziano. Il Bode deve ragionarla, Trova bravissimo bene il Bode. compagno. Mamma che azione. Sulla destra. Non ci credo, non ci. Madonna. Alexandro su questi passaggi però è monumentale. Eyman distrutto. Mettiamo Rocco Barocco, rischiamola. Gigi Palla non mi convince. Devo mettere Terence. Per Alexandro troppo stanco, mi dispiace, ma in questi ultimi minuti serve il cume, teniamolo per i colpi di testa e mettiamo Kino Belic, anche Beck è morto. Ottantunesimo, manca veramente pochissimo e ormai è finita anche la partita con i cambi. Ci mette e l'arbitro assegna un calcio Dai, di ho preso la punizione palla, interessante. Cristo. L'arbitro Ma vi si vaffanculo, avvicina, può starci il dai, cartellino dai, che infatti arriva. dai. Giallo. Dai, cazzo, basta però. Adesso veramente già nei gialli così. Un bruttissimo passaggio, mette cioè sulla stanchissimo Ale. 85esimo. Ottima Terence. pressione la sua. Palla recuperata. Vai Api. Bello questo duello. Ha provato a superare. ti lasciamo a fare più di un Il gol. difensore però non ha boccato. La mette sulla sinistra. Buono. No. Passaggio sulla destra. È andata. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ultima chance. Ultimo assedio in cerca del gol della Persa, vittoria. persa, madonna di. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Ottiene un buon calcio di Ma punizione. cosa? Passaggio in avanti. Ma che cazzo di passaggio è la Madonna, però? L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Apertura ben calibrata. Palla in avanti verso il compagno. Vuole la profondità. No, 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 no.
Ciao Alamos. Ultima chance. Pericolo sventato almeno per Ma ora. no! E il portiere dice di no. Cosa ha fatto Ale? Mamma mia. Mamma mia, cosa ha fatto Ale. Dai Paul, dai Paul, dai Paul. Meno battute, più gioco, dai. Voglio un Paul serio adesso. Bisogna vincere, ti voglio bene, poi non bisogna vincerla. Tocca con la testa. Gol! No, troia, Ed è arrivato il segnale di chiusura No. della gara da parte dell'arbitro. No, L'unico dai. vero vincitore, Dai, l'equilibrio. Partita però, che finisce ma in pari vaffanculo. ovviamente. Sentiremo poi in settimana La nelle troia. interviste se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. È stata una partita combattuta, le due squadre avevano tutte e due voglia di vincere. Chi ha visto la partita, Fabio, può capire da solo perché nessuna delle due c'è Fece riuscita. è stato nero. È pesante. Terzo posto ancora, per fortuna si fermano le altre ma non ne approfittiamo, stiamo pareggiando partite su partite. Qualcosa non va, sì, qualcosa non va. Se Gervasi rinnovasse e fare esperienza, Pupillo anche Mito, bravo. Finché Gervasi non vuole rinnovare. Quindi la squadra comunque si sente tradita di un uomo. Vabbè, noi proviamo così. Se no, se se ne va, mi dispiace, ma lo ricompreremo. Ciao Bode, ciao caro, ciao. ...37, siamo all'1,41, vabbè. Va bene, siamo mitici, però sono un po' deluso, mi sentite anche perché non possiamo calare così, non si può calare così, cioè è inaccettabile. Ciao Bode, ti voglio bene. Siamo a Salerno. Ecco, il Paul continua, benissimo. Niente, il Paul continua. Il Paul, abbiamo bisogno di un po'. C'è il nostro numero 10, deve essere serio, Paul. Noi ti vogliamo serio. Niente, Gervasi non vuol venire. Ok. Andiamo avanti, andiamo avanti. Il Cume, scusate, ma non posso toglierlo in questo momento perché comunque quello è l'unico che segna. Mettiamo Terence. Diamo un po' di riposo a Dayman. E là poi entrerà Rocco Barocco sicuro. Mettiamo Gervasi, teniamo il titolare, dobbiamo farlo rinnovare. Vai. Vediamo se in fuori cara siamo più forti, però cambiamo anche divisa, me lo tiro i coglioni questo. Spamma quello che vuoi, Cristian, non c'è problema. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio. Ragazzi, d'inizio. adesso Ancora bisogna un di po' voi, pazienza cioè proprio e dobbiamo si stare comincia. incollati La insieme, come Salernitana, sempre. il Venezia. Vai. Un saluto da Fabio Caressa con me per il racconto di questa partita. Ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. Guarda Terence che La bello con la partita maglia di oggi si bianca, ma non è un preannuncia figo della interessante. Madonna. Speriamo che sia all'altezza delle attese. Dai. Pallone morbido verso la fascia. Se ne va. C'è No, fallo. Alamos, però non si può partire, non puoi incazzarti e fallo. Ma sei troppo in ritardo, dai. Brutto l'intervento. E adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. A giudicare da quanto abbiamo visto, però c'è ben poco da protestare. Difficile arrivare sul traversone del genere. Vai Bode. Prova a fare tutto da solo. Il Bode contro tutti. Prova il tiro. Ho provato a tirare perché è un tiro, è il tiro Super micidiale da parata fuori. su conclusione Infatti non è neanche molto brutto. angolata. Purtroppo era da solo, però dai, ci sta. Alessandro Bernardini. Ottimo disimpegno. Dai Fioi, fondamentale. dai Fioi, dai. No, Francesco però... Della Rocca. Il Venezia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria.
Abbiamo un problema, per esempio Cercano di Zincaro, rilanciare no, azioni no, da che era retroguardia. Mencarelli e Zincaro sono Alessandro troppo ordinari per il Bernardini. momento. Non giocano male, ma neanche la partitona. Dai, ecco, Gigi Palla. Rosina. Gigi Palla non so il perché, ma gioca veramente malissimo, Ed è un buono, guarda che è buono trequartista, Gigi Palla, l'ho fatto più scarso di M, però con più fisico. Però. La Salernitana ha difeso con forza il proprio allenatore dalle critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni. Le critiche Ciao, fanno parte di Fabrizio. questo mondo, gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo, No, perché buchissimo, il modo in cui ha buchissimo. messo in campo la squadra non Vai, mi ha Gerva. assolutamente convinto. Zincaro. Gigi Palla. Prova il filtrato. Oh, un bel passaggio di Gigi, vai Bode. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Ha i capelli alla Escia, però pensiamo non ai capelli ma... C'è spazio per No! calciare. Bravo, alla qua l'abbiamo fatto una gran Nessuno dei cosa. compagni poteva arrivarci. Ottima progressione. Vai Bode, palla al piede. bellissimo Vuole la lancio, profondità. come ti prego. E la palla deve approfittarne. Di sinistro. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione. Siamo nervosi, si vede, il Come non sbaglia sti gol di Il solito. controllo di palla è stato perfetto, se solo la conclusione fosse stata all'altezza della situazione. Il momento più difficile della stagione, raga. Bravissimo Zincaro. Bode, ancora grande assist. Col pallone profondo. Dio. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Un passaggio filtrante da manuale, ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Dai Fiori, dai. Decidono di giocarla all'indietro. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. No. Dai Pintus, deve tornare il Pintus dei tempi d'oro, Bode. Prova la giocata nello No, spazio. Mindino mio. Respinta della difesa. Vai Veneziano. Ah, peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Azione prolungata ma possesso palla sterile. Alla fine non riescono a concludere nulla con questa azione. Scusa se parlo poco, ma Punto e sono molto mezzo. concentrato, raga. Quando c'ero alla fine il mister ha le sue momenti di felicità, momenti di Cross verso il tristezza. In questo centro momento dell'area. non sono triste, ma sono deluso perché vedo che la squadra non sta rendendo. Cerca l'uomo là davanti. Cerca spazio. Ancora Bode Bella micidiale apertura. negli arti. È Scume, riuscito spacca sta a passare. porta. Occhio alla Dio conclusione. Cristo. Non entra più una. Allontana. Non ne segniamo più una, raga. Siamo che sfortunati comunque. Palla. Bode è mostruoso Allarga oggi, sulla fascia. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Lancio lungo del portiere. E passa. Prova la giocata nello spazio. No, Mito no. Riceve il passaggio. Tentativo verso la porta. Cosa ha Bella fatto Mito, parata. ragazzi? Dobbiamo valorizzare i due miracoli di Mito, Cristo di Dio. Colpisce il pallone. Ancora Mito, sopra il gol. Grande Mito, grandissimo Mito. Qui. Qui il portiere tira davvero un sospiro di sollievo. Sa bene che non ci sarebbe mai arrivato. Dai, raga. Vuole la Pintus. profondità. Bellissimo per Alessandro. Ah, me l'ha presa. La palla si rallenta con la pioggia, basta. Primo tempo che si conclude dunque qui. 0-0 la rete. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Si parte per la seconda frazione. Vai di gioco. Gigi, ti prego Gigi. Finora siamo ancora in parità, senza basta, gol. figuriamo. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Entra Poleman Gay. Come? Vai La Bode. giocata nello spazio. Vai Come, questo Ci prova. segnamela. È un grande Terence. riflesso qui. Prova la conclusione. No, Che grande vabbè. parata. Qui il portiere ha tirato giù la Saraceni. No, vabbè. Non ho parole. Gol fatto di Terence Veneziano. Salta e colpisce Non di ci testa. credo ancora.
Palla allontanata senza troppi complimenti. Non ci credo, non ci credo. Prova il filtrante. Vede l'inserimento del compagno. Bravo Gervasi. Sto nervosendo parecchio, cazzo. Devo stare calmo, l'allenatore deve stare calmo in tutte le situazioni. Questo è lo spartiacque, se non vinciamo neanche questa diventa dura la promozione, ve lo dico. E il portiere controlla senza problemi. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Cioè qua ha fatto una cosa Terence, su Terence il portiere, che non ha senso, veramente, non ho parole. Sì, Terence, non ho parole. Man. Cerca spazio. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Man. Provo la conclusione. Un gol d'antologia! Silenzio. Che gol pazzesco! Silenzio. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Silenzio, cazzo. È bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Grande giocata del Bode. In partita. E silenzio. È stato un cambio veramente azzeccato. E il risultato si sblocca 1-0. Sono in svantaggio per 1-0. Credo che Silenzio. qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Mangai. Cerca di sfruttare Vai, lo spazio ragazzi. sulla fascia. Sulla fascia. I cambi del Cume. Alexandro. Silenzio. No. Comunque riflesso sul cross. No. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. No. Alexandro. Tocco prudente al portiere. Il portiere la calcia lontano. Gervasi. Ora un ottimo intervento difensivo. Zincaro. Va a giocarla dentro dalla distanza. Adesso Fabio c'è molto Voi lo movimento sapete, sugli zoccolo duro, esterni. perché sì, parlo Luca, così, voi lo l'hanno dato sapete. chi è vero. Aspettiamo Credo tutti che insieme alla stiano fine, ma provando stiamo ad zitti. allargare gli spazi per favorire il Adesso si trasferimento parla al così. centro, o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Si parla così. Va Aspettiamo la sfruttato bene fine. questa opportunità. Il difensore gli si è Per incollato adesso addosso, si parla così. impedendogli di calciare liberamente. Terence. Zincaro. Passaggio in avanti. Bode. Prova la giocata nello spazio. Alessandro Bernardini. Serenitana comunque non molla. Bella apertura. È Alamos. stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto Gervasi. con l'anticipo. Mito. Grazie Mito per tutto quello che hai fatto oggi. Miracolo pauroso. Poleman. Bode. Palla in profondità sulla fascia. Alamos. Può andare alla conclusione. Cerca cross in mezzo. Ha segnato. Vaffanculo. Fuori gioco. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro Un po' cambio. di cambi. Vediamo se la squadra ne Sapete avrà perché beneficio. parlo così, raga. Ok. Esce il Cume, è un po' stanco. 72esimo. Lancio lungo del portiere. Cerca la profondità. No, sto sulla fascia. buco. Api, ti prego. No. Bravo Pintus. Alexandro, non perdermela là. Mamma Poteva mia. essere l'occasione per il pari. Ha fallito Qua una c'è una grande di lusso, occasione. Speriamo per lui che non se ne debba pentire. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo. Il difensore non molla mai, non gli concede Api. respiro. Da Calma, come gli calma, tirano la calma. maglietta sembra che vogliano portarsela a casa per ricordo. Alamos. Stanno provando a limitarlo con ogni mezzo. Poleman Gai. Prova il traversone. Barocco. Bode. Peccato sono i tuoi tiri. Gervasi, ecco Gervasi su queste cose è fenomenale, però non rinnova, però è Palla fenomenale larga sulle in uscite. profondità. Più forte di tutti sulle Allontana uscite. il pallone. Prova a saltare il centrocampo. Ragazzi, 82esimo e si parla così. Bode. Tega il duro ma efficace. Alamos. Alamos comunque gioca bene a destra, e a sinistra.
Prova il filtrante. No. Vuole la profondità. No, 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 non esiste. Non esiste, non esiste, non esiste. Pintus. Il Venezia Rocco, deve Rocco non ce n'è da una resistere vita, ancora speriamo qualche bene. Dai Rocco, sbloccati. istante. Grande parata Rocco dell'estremo non c'è più. difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Appoggia il pallone Manca un largo minuto, con manca un eleganza. minuto. Manca. Si riparte con un fallo laterale. Alexandro. La mette sulla fascia. L'azione Che si sta rinvio facendo grande, Ale. pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Il portiere la calcia lontano. Apicella. Effettua un Zincaro. cross dalla tre quarti. Rocco, che Rocco è fuori forma da morire. No, Cercano un adesso. modo per far breccia No, alla adesso. difesa avversaria. Cerca la rete. Mito migliore in campo. Sì, Dio Cristo, va a fare il culo, merda! Una grande compattezza difensiva e un solo scudo Sì, davanti. cazzo, 1-0. Questo è bastato a vincere la partita. Ci hanno messo Sì. tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari. Cosa ha fatto Mito, ma ragazzi? nella seconda metà Man of della the gara match, hanno non mi colpito in interessa. modo implacabile. Solo 6, vabbè. Siamo arrivati ai titoli di coda, grazie a Luca Marchegiani. In campo qui a Paul ci fianco a sta, me, però e buona grande prosecuzione Mito. di serata. Stiamo... Che cazzo, bene il... Ma Fiori, il Palermo in crisi. E anche il Bari. Non mi interessa del mercato, cazzo vuoi? Sono finito questa partita. E ancora Zincaro, cioè... Oh, ok. Rinnovo di Gervasi vuol dire che qualcosa sta cambiando. Tutti siamo di nuovo uniti, tutti insieme, per il progetto più bello del mondo. Un progetto infinito, che ci tengo tantissimo, ragazzi. Ok, adesso possiamo tornare il cuore. Sì, Eman ha fatto un gran gol, però vedi Eman non mi dice bravo anche a me. Quando sbaglio, il primo a dirmi che sbagli i passaggi, ha fatto un gol della Madonna. Merito di Eman, però il Cume non se lo ricorda nessuno. Giusto così, Eman, giusto così. Sto scherzando, Eman, ti voglio un bene dell'anima, cazzo. Grande gol. Se te l'ho sentita, fino. Ok, il Cume deve essere titolare comunque, salvo proprio che sia fuori forma, ma... boh, è che il Bode c'è, Rocco Barocco non esiste più. Madonna, stiamo in Terence, titolarissimo. Gervasi. Diamo un turno di riposo ad Api. Zincare è sempre in forma, cioè, pazzesco. Però non posso, devo anche mettere Michelotto perché sennò perde il ritmo partita. Se no veramente non gioca più. Mi raccomando, Michelotto, te prego. Grazie. Basta. Mi raccomando, perché devo metterti, cioè, sono sincero, Zincaro comunque gioca bene adesso, però non puoi giocare mai se no perdi il ritmo partita. Fai il tuo come al solito e va bene. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Ciao Michael Da un momento Francone. all'altro, i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita Vai. di oggi è tra Pescara e Venezia. Un saluto da Fabio che Bisogna vincere anche questa con il cuore, cazzo. per il commento tecnico. Siamo stanchi, Ciao, la squadra Fabio. si vede che è Ciao a stanca, ma il tutti. cuore c'è. Vai Terence, subito Terence. Cerca spazio. Ci prova di testa. Beh, il Cume, Madò. Grande parata dell'estremo Mamma mia, l'è difensore. rimbalzata davanti. Ha mostrato Beh, una il gran Cume, classe, vedi il Cume in area da un'autentica fastidio parata sempre, d'istinto cioè non c'è questa. niente da fare. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può Vai, contare su Alexandro. giocatori molto abili. Ma nel di gioco testa aereo. si ave. Che E non piccino trova che la è. porta davvero per pochi Il centimetri. campioncino. Conclusione fuori di un soffio. Sì, sì, Peccato ragazzi, per il lui, canale tentativo era ottimo. veramente è tutto fuorché morto. Si sono Gli resi iscritti non pericolosi vanno, ma già due perché volte ormai nel è primo proprio un tempo. discorso Vogliono vincere questa di partita contatori e e si vede. tutto. Ma lo zoccolo duro è presente. E non Ottima solo lo pressione zoccolo, perché la sua. comunque siamo Palla 33. recuperata. Prova a passare. Vabbè, basta la difesa, pensare alle cagate del scavalcando canale, quel pensiamo pallone profondo. a vincere anche Mezzo questa. traversone. No, Attenzione al tiro. Dio madonna che gol.
Che gol, mica male. Questo è brutto, questo è proprio un gol pesante, preso subito così a freddo. Dai. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Che gol, figlio. Campagnaro decide di allargare il gioco. Vabbè. Intercetta Ancora lunghissima. opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova il filtrante. Che grande Mamma mia, il parata. cume di Qui il sinistra. portiere ha tirato giù la saracinesca. Il Venezia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Vai Michelotto. Prova un traversone No. dalla tre quarti. Il cume è grande, dai per Terence. Il Riceve bode un di pallone fisico. interessante. Bravissimo bode di fisico. Occasione. E il pallone finisce in rete. Di rapina. Il solito cume di rapina. Io sto a chi? Grande. Grande assist del bode, 1-1 subito, non esulto neanche. Vai, vai, avanti, avanti, avanti. Perfetta parità dunque. Ci vuole la donazione Si di... sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Proprio il cume fa sti suoi Palla golletti, cioè giocata bastardi a alta sulla porta fascia. vuota, quanti ne ha Grande fatti? movimento nello spazio. Se ne va. Prova il cross Ocio. tagliato. No? Ecco il colpo Grande di testa. mito. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Venezia deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella Sulla posizione difesa possono diciamo che è nascere un po' azioni calata molto rispetto pericolose. alla prima parte di stagione, però dai. Bode. Palla in profondità Bravo sulla Bode. fascia. Beh Alexandro, quello che sai fare meglio. Va di testa. No, come peccato. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ci manca Avevano solo molte Api. opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Vorrei vincere la cannonieri, cazzo. Ma speriamo. Comunque pensiamo E alla fa squadra, su i titoli rimedi personali degli non mi interessano. Tocco Bode. morbido. Cosa ha fatto il Bode? Trova il compagno in buona posizione. Mamma mia, che bomber di razza Gol, però, rete che roba. importantissima. Bode show, 2 assist mondiali. Come Bode Sono di sta nuovo in diventando la vantaggio. coppia, Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Che ne pensi? Mamma mia, Si è che inserito cume. molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. E con questo segna una doppietta. Grande, Davvero una grande, partita. Sono in vantaggio di un gol. Rimonta meritatissima. Ma ora Grandissimo, devono Bode fare attenzione come a non show vanificare oggi, il vantaggio. Anche il Bode ha fatto 2 assist. E Mangai. Il Pescara non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il Vai tecnico. Michelotto. Io Fabio solitamente odio Pole criticare gli Mangai. allenatori. Polema, Spesso eccolo sono qua, messi Polema, ecco la sotto storia del accusa cume che anche si fa quando fregare non hanno fisicamente, colpa. bello. Soprattutto è facile parlare col senno del poi. Per oggi mi sento di dire che le decisioni del tecnico sono state indifendibili. Ma stai zitto Marchezzani. Balzano Gran portiere, ma ritorna commentatore nella di formazione merda. titolare dopo diverse partite. No, 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 no. Prova il cross in No. aria. Riesce ad intercettare. Gervasi fa la bella cosa e la Ci stronzata. prova. Tiro davvero troppo debole. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Vai Alexandro. Bella palla ad allargare il Alexandro gioco. prova una cosa impossibile e il Bode, vabbè, Tiro da questa non c'è. dimenticare. Sapeva Alexandro ha fatto un bel esattamente cosa passaggio, in fare realtà. ancora prima che gli arrivasse la palla. Si è coordinato bene, ma ha sbagliato la conclusione lo stesso. Non ha Ma avuto bravissimo fortuna con il suo Michelotto. suggerimento in profondità. Vai Alexandro. Buona Alexandro. l'intenzione del passaggio, Alexandro si ma non l'ha distende. calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Bode. Pure Mangai. Allontana il pericolo. Michelotto. Pole Mangai. Il Bode. Prova la giocata nello Ah, spazio. peccato per Alexandro. Intervento a liberare. Bravissimo Terence. Vai, vai, pacco duro. Bode. Si libera la grande. Bode che è ispirato con gli assist. No. Butta in mezzo. Bisogna chiuderla, Una cosa che va meglio fuori casa. Incredibile. Michelotto. Terence. Prova il traversone. Qua il Bode ha provato La una cosa difesa un po' se la cava con impossibile, grande mestiere. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. 2-1, gran bel primo Dai, raga, tempo. sento tre il vostro gol, tante supporto da emozioni. qua, cazzo. E sicuramente Andiamo a vincere la anche ripresa questa. non deluderà. Sì, il Cume e il Bode, se Il onestamente ci sono i Venezia titolari non ha avuto inamovibili in vita facile attacco, nell'ultimo turno, ma ha strappato comunque la vittoria. Pole Mangai.
Paul Heyman ci prova. È stato Bello splendido Paul, bravo l'intervento vecchio. del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. E poteva segnare anche stavolta. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Vai ragazzuoli. Il Cerca Bode, di vai sfruttare lo Terence. spazio sulla Vai fascia. Terence. Cross verso Il il Cume da centro solo. dell'area. Fuori gioco. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Sì, giusto. Heyman di testa, madonna, veramente. Stiamo giocando non con il cuore di più. Balzano. Pintus. Vuole la profondità. Veneziano. Brutto fallo sul Cume. Heyman. Prova a passare No, la difesa. cazzo che scava culo il qua campo col Terence. pallone profondo. Che bel passaggio, che Coda, sfigatissimo. riesce ad allontanare. Bravo Terence. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Bravo Alamos. Forse è per questo che hanno Bode. diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano Alexandro. troppo la palla e si Grande fanno Alexandro. superare. Alexandro una grande Gli chance. avversari Ale. sono abilissimi a verticalizzare Brutta, e arrivare peccato. subito davanti al portiere. Hanno ragione. Un po' a lento essere è stato. cauti. Pallone morbido verso Terence. la fascia. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Terence. Vai, siamo solo 2-1. Cerca la profondità sulla fascia. Attenzione Ganz. Bravo Alamos. L'arbitro non ha dubbi. Ma dov'è il calcio di fallo? punizione. Allora. No, replay, che cazzo so di fare? Ancora, me lo so io. Alexandro è morto. Entra Zincaro. Alamos è stanco, però mettiamo mi raccomando, Pardo. Mettiamo Daniel Andrew Mayweather. Facciamo riposare anche Terence che Sembra ha dato esserci tutto. un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. È lì a bordo campo. No? E il pallone supera la linea, non può arrivarci. Io sono tesissimo, manca ancora una vita. Prova il filtrante. Vai Bode. Campagnaro. C'è il fischio No. dell'arbitro e fallo. Pintus. Mettila in mezzo, va. Peccato. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Vai Darkstar. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Il Bode. Sì, Luca, l'ho notato anch'io, Stop, vero? non Credo che meraviglioso. stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Prova a giocarla dentro dalla Dai distanza. Pintus, bravo Pintus. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Zincaro può giocare anche là, C'è la palla diciamo. lunga in avanti. Molto trovato, però può Effettua giocare un anche cross là. dalla tre quarti. No. No, bravo Pardo che dà fastidio. Però la riprendono loro, bravissimo Heyman. E va Nicolò Pardo. Cerca la fondo, palla al piede. Nicolò Pardo. Solo E contro passa. tutti Pardo. Vuole la Bravo, profondità. Daniel Andrew. Sulla fascia, è libero. C'è il cross. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Appoggia il pallone largo con eleganza. Si libera la grande. Occhio Fioi. Prova il filtrante. No. Non può No. sbagliare. Bravi. Difficile arrivare su un traversone del genere. Prova a metterla subito in aria. Vai Pardo. Buono, bravo Pardo. Pallone che verrà posizionato per una nuova rimessa dal fondo. Darkstar. Prova il lancio Bella lungo. palla, ad allargare il gioco. Per la sponda del È Bode, stato bravissimo un brivido per Bode. la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. La mette sulla fascia.
Mangai. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento Michelotto. in profondità. Fallo su È Michelotto. anche piuttosto evidente, per la verità. Brutto l'intervento e adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Il Pescara ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Bravo Miche. Pardo. No, pardino mio. Il Venezia aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Bravo, come la recupera poi Mangai. Cerca spazio. Daniel Andrew. Fallaccio. Il Bode. Era fallo però. Prova a saltare il centrocampo. Il Bode si incazza giustamente. Prova la giocata nello spazio. Merda, poteva dargli il fallo. Prova il Gervasi. filtrante. Dagli il fallo, niente. Riceve in ottima posizione. Palla larga in Merda. profondità. Ecco un altro cross. No. Grande Eyman di Lontano il testa, che pericolo. cuore Eyman, no. Prova a tirare. È un grande riflesso. Cosa ha preso qui. Mito, ragazzi? Mamma mia. Palla in avanti verso il compagno. Sta salvando il culo Mito, Pallone alto nello spazio. Prova la conclusione aerea. Che sofferenza, Ha commesso un Fiori. errore che poteva costare molto caro. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Vai Mito, un bel rinviozzo. Grande Eyman, come ha giocato Paletti bene davanti. Eyman. Il Cerca Bode di superare la per difesa chiuderla. con questo pallone Qualcuno ha lungo. provato una delle sue giocate La tipiche, palla ma viene respinta. 90esimo fischia, yes. Si chiude dunque la sfida Gra- con il fischio Poi lei me la dell'arbitro. scatta come un Altri pazzo. magari si Guarda sarebbero Michelotto, che disuniti, bello. ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Non Hanno avuto grande mollare lucidità mai, che e alla intanto fine ti il risultato inculerai. è positivo. Che rimonta, Luca? Cosa ne pensi? Chi non è iscritto al canale si può iscrivere, se sta nella live può entrare nella squadra. Così eliminiamo, che eliminiamo? No, dai, non eliminiamo nessuno, voglio bene a tutti. Mamma mia, siamo là, siamo tutti là. Siamo tutti là, Beppe. Venezia e Parma. 3 punti sudati, i voti, hai ragione, scusami. Allora, vediamo. Classifica gol. Nestorowski 17 gol, ammazza. Veneziano fermo a 13. Sarà dura beccare Nestorowski. Mamma che Palermo, raga. Poi abbiamo Bote con 7 gol. Barocco è crollato. Più segnato. Classifica assist. Barocco 7. E dopo c'è Alexandro a 5 con recuperare su Gazzi. Il Palermo dappertutto primo, cazzo. Bevo io. Speriamo Michelotto. Ciao Terence, ciao grande, ci vediamo domani per Formula 1. Facciamo l'ultima, raga, che sono stanchetto. Ok. Cazzo, il Cume è fuori forma, anche il Bode. Temochino Belli, ci diamo un turno di riposo al Cume stava partita, dai. Mencarelli, diamo spazio anche al Menca. Devo cambiare alcune cose anche. Vabbè. Vai. No, domani penso proprio di no. Forse il pomeriggio, ma non so, sabato pomeriggio ha poco senso. Forse domenica, vediamo. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro compagine. Vai, ultima partita per oggi. Quella di oggi è tra Cerchiamo di chiudere Venezia bene. e Parma. Benvenuti da Fabio Caressa. Poi le Con me Mangai. per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? E a casa? Mencarelli. È buona, si Coleman, cosa si inventa Paul? colpisce. Non ha sfruttato bene questa opportunità. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. È sempre incoraggiante arrivare per Sì, primi sì, lo so, al tiro in Michelotto, porta. figurati. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Bravissimi. Cerca spazio. Vai Prova Barocco, con la svegliati palla Barocco, svegliati È tutto Barocchino. solo là davanti. Oh, il bambino prodigio si è svegliato. Importantissimo. Bravo Rocco.
Per fare un gol simile ci Finalmente, vuole grande tecnica Rocco. e velocità di pensiero, veramente fantastico. Hanno trovato subito Dai, il gli gol ho del fatto il vantaggio. miracolo E adesso oggi, avranno dai. più spazi. Alessandro Lucarelli. Vai Chino, vai Chino, vai C'è Chino. spazio, occhio. Peccato, è Chino. Lancio lungo del portiere. Chino è proprio il classico È stato serbo un che fa brivido due per la partite squadra, belle ma e si è 10 fatto trovare brutte. pronto con Però ha l'anticipo. giocato poco, poverino, poi ha fatto comunque ha delle statistiche incredibili a livello di gol e assist. Però è un attaccante un po' Prova a particolare. verticalizzare. L'ho voluto fare apposta così. Da buon serbo. Siligardi prova la giocata nello spazio. Mamma mia. Contropiede troppo lento. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione L'accetto affrettata. dopo, quando finisco la diretta, Lorenzo, non preoccuparti. Il Venezia arriva a questa gara a Api. fronte di una striscia di 5 partite casalinghe senza sconfitte. Sì, ma anche Passaggio senza in avanti. vittorie, però. Prova Chino, il filtrante. vai Pintus. Mincarelli, che Ecco casino. che la rimette in area. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Ah, è vero, abbiamo perso 3-0 l'andata, hai ragione. Mincarelli. La mette in mezzo. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Bella palla, ad allargare il gioco. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Mamma mia, sono stanchissimo, dai. Siligardi cerca di lanciare il compagno. Occhio. Prova il cross. Bravo Alamos. Polema la perde Occhio al malissimo. Va bene, dai, recupera Ottima Mito. la Mito è parata del fenomenale. portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. E va a colpire Mamma di mia, testa. meno male che l'ha cappellata. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Vai Pintus. Lungo passaggio in avanti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Adesso parlo poco ragazzi, ma sono veramente stanco. Devo un attimo concentrarmi perché so a tocchi. Il Vai, Paul. Venezia ha vinto di misura nell'ultima partita, Bravo, una vittoria Paul. sofferta. E quel che conta però sono i 3 punti. Cerchiamo di fare il 2-0. Prova il Vai filtrante. Chino. Se ne va. Cerca spazio. Vai Mencarelli. Cross verso il centro dell'area. Vai Beck. Ecco Bravo. il cross. Polema nel volo, vuole provare il Zincaro. Occhio perché ci prova. Alamos. Palla al centro. Devia di Chino. testa. Ha segnato. Porca puttana che gol. Silenzio. Questa adesso è una Sentenza seria ipoteca Nichino. sulla Segna sempre quando entra però, Bellissima. Con Alice Beck. Bel colpo di testa, ha sfruttato Mamma bene mia il che pallone gol del di Chino compagno. ragazzi. La testa non è che Ottimo il suo questo punto colpo di forte. testa, Mamma preciso mia. ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. 2-0 Mentre due spettatori chissà chi Un sono gol certi determinante, perché con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. fallo. Prova il traversone. Chino e Rocco giocano bene, è vero, concordo. È la coppia Kume Bode e La butta in mezzo. Chino Prova Rocco. a saltare il centrocampo. Va al tiro. Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. L'azione di contropiede è stata Enzo veramente Paolo ottima. Turchi avviato. Peccato per il tiro, non irresistibile. Ciao Dark Joker, ne mancano altri. No, scusate, mi dicevo. Sono la strana coppia, scusate. Prova la giocata D'accordo, nello io messaggi spazio. alla cazzo di cane. Prova il filtrante. Alice Beck. Alice Beck fa dei cross però micidiali. Questo ho sbagliato io, scusate. Prova un Buono. traversone dalla tre Vai quarti. Verocchino. Calaiò. Vai Costringe l'avversario al fallo.
C'ho però Serradura da fare. C'è spazio per calciare. No, fuori gioco. Vicini no. Meno male. Ci è andato molto vicino, però Sì, non però il Parma ha vinto trovato 3-0, l'ha andata Serradura. Qui il portiere Proviamoci. tira davvero un sospiro di sollievo. Sa bene che non ci sarebbe mai arrivato. Vai Api. Pintus. Vuole la profondità. Vai chi. Ah, peccato, Chino. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno per creare spazi. Questa non è una Occhio soluzione Gervasi. del genere, ti piace molto, vero? Non molto. Non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Bravissimi, Soprattutto che non mi piace azioni. l'idea di portare Vai fuori Chino. dall'area di rigore La strana gli coppia. attaccanti, gli Brutta, uomini che questo hanno proprio maggiori poteva farlo un po' capacità di meglio. segnare. Non è quello il loro posto in campo, è un lavoro che spetta le ali. Vai Chino. Cerca Dai spazio. Mencarelli, fammi qualcosa di più del compitino. Evita l'intervento dell'avversario. Ecco il cross. Polemangai. Può concludere. Grandissimo gol di Polema. Guardatelo, eccolo qua. Polemangai. E bacia me, e bacia il cume. In panchina. Si è Grande aggiustato Paul. bene il pallone Paul è prima di tornato, tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Grande Paul. 3-0, c'è una montagna da scalare per la squadra che è sotto nel punteggio. Si parte per la seconda frazione di gioco. Grandissimo Paul. Pallone alto e lungo sulla fascia. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Paul ti dovevo mettere assolutamente perché tu sei Polemangai, quindi era giusto mettere questa risultanza. Appoggia il pallone largo con eleganza. Ottimo intervento di copertura. Alamos. C'è la palla lunga in avanti. Polemangai. Rocco Barocco. Ecco il tiro. Chino, Il portiere non ha peccato. dovuto intervenire su questa conclusione. Il bacio per il culo. Cerca di mettere un pallone Chino interessante Belic. in aria. Prova il tiro. Tiro del tutto No, sto un po' fuori cazzeggiando, doveva fare il Sì, quarto valeva gol la per, pena provarci, per la scontri anche se diretti. segnare da lì non è semplice. e poteva segnare anche stavolta. È un Che giocatore stanco che si soffre. rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Zincaro. Zincaro e Mencarelli hanno questo Sirigardi. difetto. Che fanno solo il compitino. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Ne stiamo riprendendo comunque, Qui deve tirare. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Questo gol è pesante, doveva fare 2 gol per vincere, ma Sirigardi ci ha Un purgato fantastico in tiro maniera a gol per un devastante. grande Che gol. gol, figlio. Una conclusione da urlo. Vede la palla, Me coglioni. cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Mencarelli. Sirigardi porta a casa la terza rete della stagione. Si riparte con 2 reti adesso da recuperare. Ah, che sfiga. E sarà rimessa con le mani. C'è ancora una rimessa laterale. Ci dobbiamo fare 2 gol, penso che sia difficile. Per carità, possiamo farcela, però non è facile. Il Parma non sta facendo un pressing asfissiante. Vai Barocco. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, La strana con prudenza, coppia. perché sanno che gli avversari Vai, Chino. puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti. No. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Ah, Dio Cristo. Gervasi. E fa su il In rimane testa del è bersaglio. insuperabile, figlio. Grandissimo Gerva. Effettua un cross dalla 3/4. E Gervari si butta su, bravo Può andare alla Gervasone. conclusione. Gervasone. E passa. Passa la prima, ciao, non possiamo chiedergli. Ottimo Oddio, disimpegno, fondamentale. lento nel passaggio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Polemangai. Cerca lo spunto. No, fuori gioco. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. La strana coppia la lasciamo.
Mettiamo Terence. E il nostro bel Alexander Pet. Ok. Il portiere la calcia lontano. Vai Chino. Cerca Deve di Incarelli prima di sfruttare uscire. lo spazio Fammi un sulla bel fascia. assist. Va al cross. Mette fuori il pallone. Peccato. Alamos. Palo. Dio Cristo, cosa ha fatto Alamos? Potrebbe essere il gol più bello. È una questione di centimetri. Zitta, ma beh, Alamos gioca bene comunque. O se qualcuno vuole fare la sintesi come ieri su, su Telecats, per chi non c'era, la può fare volentieri, È stato molto bello chi l'ha fatta, che non mi ricordo chi però. Ha la possibilità di andare verso la porta. No. È riuscito a passare. Prova a passare la No, difesa, Gervasino. scavalcandola col pallone profondo. Ecco le robe di Gervasi. Se migliora in ste cose diventa Conclusione. un grande. Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. È stato Rocco. Sinigardi è andato subito al tiro. Pensavo Lasciando Ale. questa E libertà, però, pensavo significa correre un rischio enorme. Alamos. Scusate allora. Zincaro, grande Zincaro qua. Chino. Palla larga in Da profondità. Alexandro. Effetto al Pennellamela. cross. Ha Per misurato Terence male la peccato. distanza qui. Può provare. Chino. Boom. Una rete importantissima. Chino. Belic. La difesa era ben schierata, ma è riuscito bene Belic a quando trovare lo entra però, spazio ragazzi, e a mamma. insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Ah, Rocco ha Hanno fatto la provato a sintesi. ostacolarlo in tutti Ok. i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante. Basta direi. uno, Fioi. Che dominio oggi col Parma. Vai Chino. Chino. Non c'è Chino quando entra. Terence. Occhio alla conclusione. Aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Peccato per la sintesi perché era bella. Ah, dai, Terence. Cerca la soluzione. Alexandro. Paul Heyman. Va sul rimbalzo. No, no, Alcume ha un turno di riposo oggi. Cazzo, non ci voleva quel gol subito, Davvero una bella serie di peccato. passaggi questa. Azione Cosa del Vasi è favolosa, entrato nessuno. proprio, ha preso tutto. Brutto l'intervento, adesso Vai. inevitabile, arriva anche la Va sanzione. bene. Cartellino giallo per lui. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come Bravo questo, Api, come esce che bene sono Api. inutili Chino. e dannosi. Chino. Cerca la Chino. fondo, palla al piede. Chino. Chinotto. Chinotto Chino. Prova la giocata nello spazio. Vai Alexandro, pensaci tu. Vai poesia in Si libera movimento. la grande. Cosa ha preso? Non ci voglio Prova a giocarla credere. dentro dalla distanza. Madonna, Gervasi quando fa ste uscite però è da seghe, Attenzione, grande chance. No, che Palla allontanata sfiga. senza troppi Alamos. complimenti. Prova a metterla Terence. subito in aria. Ha provato a buttarla dentro. Va bene, dai, 4-1 non va male. Ancora Gervasi. Peccato, 4-1 va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Tanto il Parma è dietro di noi. Triplice fischio dell'arbitro. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Chino Hanno Bellic non è in costretto subito campo, tutti l'avversario ad bene. inseguire, Gervasi e sì, questo dai. sappiamo quanto conta Non guardo dal neanche punto più di sti vista voti perché fisico sono e ridicoli. mentale. Attenzione, il Palermo perde. Finiamo la diretta. Primi insieme. Anzi, primi perché siamo primi perché sotto diretti siamo in vantaggio. Mamma mia. E anche qualsiasi gol. Sì, 6 gol fatti, cazzo, incredibile. Venezia primo, 55 punti. Palermo primo, 55 punti. Bari terzo, 53 punti. Empoli quarto, 50 punti. 4 squadre in 5 punti. Viva i punti. Vabbè.
Si va a Novara nella prossima diretta, ragazzi. Io sono morto dal sonno. A Pizzera squalificata, no. Salva dati. No, salva dati. Ok. Facciamo i 3 salvataggi. Vabbè, fatelo voi, salve, lo fate voi, io devo andare a letto perché sono morto. Adesso vi do la pagina. Cosa volete? Solo la classifica? Eccolo qua. Vai. Volete qualcos'altro? Notte a tutti, raga. Se volete devo fare altre robe. Va buon ragazzi, buonanotte, un saluto dal Comendone. Ci sentiamo nella prossima diretta, ci sentiamo comunque sul gruppo. Bravi tutti come sempre, siamo primi. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Signori, che poll quest'oggi. Viva Poleman.